Oggi abbiamo il secondo incontro sul terzo settore e c'è una regola non scritta di questi convegni, di questi cicli di incontri, che vale anche in questo caso. La regola non scritta è che il primo incontro, la volta scorsa per chi c'era, è scoppiettante, interessante, mentre il secondo è noioso. Eccolo qua. Vi tocca anche il secondo incontro noioso col giurista pedante, perché oggi dobbiamo parlare di cose strettamente giuridiche. Io non so quanti giuristi ci siano in sala, qualcuno ne vedo anche qualche maestro del mio passato qui seduto, però cercherò insomma di renderlo un po' meno pedante del solito. E poi c'è anche un'altra bella notizia: non finiremo alle 18, finiremo prima. E alle 3:30 facciamo anche una pausa, quindi credo che possiate restare seduti tranquillamente lo stesso. Il titolo del mio intervento lo vedete: strutture ed attività degli enti del terzo settore, i caratteri qualificanti. Cioè io dovrei parlarvi sostanzialmente un po' dei primi articoli del codice del terzo settore. È un argomento doppiamente difficile. Da una parte perché alcune cose le avete già sentite la volta scorsa dalla magistrale scoppiettante interpretazione, perché lui è sempre teatrale, del professor Ponzanelli, per chi c'era. Dall'altra parte molte delle cose che io oggi vi dirò saranno riprese molto meglio da chi mi seguirà negli interventi successivi. Quindi io dovrò in qualche modo cercare di darvi oggi un inquadramento di sintesi degli argomenti. E detto questo, da cosa dobbiamo iniziare? Beh, innanzitutto dal nome, direi proprio dal nome. Questo, codice del terzo settore. Allora, codice non è un nome utilizzato a caso. Il codice, lo sapete, non è il testo unico. Il testo unico è una raccolta di legislazione, una miscellanea. Il codice è qualcosa di diverso. Il codice, nell'idea del legislatore, è caratterizzato, o dovrebbe essere caratterizzato, da un carattere di unità, ma soprattutto da un carattere di sistematicità. E che questo fosse l'intento in qualche modo del legislatore che nel 2016 ha dato la delega, lo si può capire andandosi proprio a leggere la legge delega. In particolare mi permetto di porre la vostra attenzione sull'articolo 1 della legge delega, comma 2, lettera B, la quale tra gli scopi poneva il riordino, e sul riordino direi il concetto di riordino richiama quello di testo unico, però poi aggiungeva e la revisione organica, cioè l'idea era quella di creare un organo del terzo settore. Poi, tra gli altri obiettivi che la legge si poneva, c'era anche quello di stabilire delle disposizioni generali e comuni, applicabili, nel rispetto del principio di specialità, agli enti del terzo settore. Quest'altra finalità lo trovate all'articolo 4,1, sempre della legge delega. Articolo 4,1. Stabilire le disposizioni generali comuni. E poi anche nell'articolo 3, sempre della legge delega, lettera A, rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, e avanti così. Che insomma l'idea del codice sia quella di dare vita, fosse quella di dare vita a un testo legislativo caratterizzato da sistematicità e unità, lo si capisce con una certa facilità leggendo la legge delega e poi andandoci a leggere anche
lo stesso codice. In particolare i due caratteri di sistematicità del codice li possiamo notare anche sotto altri due profili. Il primo, oltre a quello appunto delle definizioni, delle qualificazioni, è quello della pubblicità, e ne parleremo nella seconda parte di questo incontro. Infatti, che cosa ha fatto il codice del terzo settore? Lo sapete già sicuramente. Ha creato questo ormai famigerato registro unico degli enti del terzo settore, dove nell'idea del legislatore dovranno confluire tutti i registri attualmente esistenti di tutti i vari enti particolari. E poi trovate questo carattere di sistematicità anche andando nell'ambito della fiscalità. Anche qui, anche la fiscalità, c'è un titolo completamente dedicato alla fiscalità degli enti del terzo settore, vi fa capire come l'idea sostanzialmente era quella di creare proprio un codice, e così infatti è stato fatto. La legge 217, il decreto legislativo 217 si intitola proprio Codice del terzo settore. Quindi un nome che per una volta non è un nome a caso, è un nome che dietro ha una ratio ben precisa. Qualche parola sulla topografia del codice, in particolare sulla topografia del titolo secondo del codice, quello che è proprio intitolato degli enti del terzo settore in generale. Sono 13 articoli, dal numero 4 al numero 16. E in una ideale suddivisione, almeno di chi vi parla, li avrei suddivisi nei seguenti gruppi. I primi 3, il 4, il 5 e il 6, riguarda aspetti sostanziali degli enti del terzo settore. Cioè questi 3 articoli ci dicono cosa sono gli enti del terzo settore e cosa possono fare gli enti del terzo settore. Poi abbiamo il secondo gruppo di altri 4 articoli, il 7, l'8, il 9 e il 10, che positivizzano una regola tralaticcia, su cui avremo modo di soffermarci, della cosiddetta non lucratività degli enti del terzo settore, che già troviamo nella definizione, ma che poi viene positivizzata in questi 4 articoli, 7, 8, 9 e 10. È il famoso principio della non distribuzione degli utili, su cui ci soffermeremo tra un po'. Poi abbiamo altri 2 articoli un po' isolati, l'11 e il 12, sul registro dell'unico del terzo settore. La terminologia è più articolata, registro unico nazionale del terzo settore, d'ora in poi lo chiamerò registro per semplificare e anche abbreviare. Il 12 sulla denominazione, sono tutti e 2 articoli che rispondono a caratteri di pubblicità sostanzialmente, anche quello di denominazione. E poi abbiamo gli articoli 13, 14 e 15 che trattano di alcuni aspetti contabili, cioè la cosiddetta buona contabilità degli enti del terzo settore. E infine, un po' Cenerentola, ma fino a un certo punto, l'articolo 16, il lavoro negli enti del terzo settore. Allora, su questo non è mio compito intrattenervi, però l'articolo 16, che tratta appunto della problematica del lavoro negli enti del terzo settore, è utile anche a noi. E che cosa ci dice questo articolo? E andrei magari subito a farvelo vedere a video. E questo articolo, molto tecnico evidentemente, perché per l'argomento che tratta, vi dice che i lavoratori
degli enti del terzo settore, sono certo che qui in sala qualcuno c'è, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto 81-2015. Non chiedetemi delucidazioni ulteriori, sarà materia di cui tratterà la professoressa Toppo in un suo intervento specifico, ma quello che interessa, almeno al privatista, è il messaggio, cioè l'articolo 16 che cosa vi dice? Guardate che quelli che lavorano negli enti del terzo settore comunque hanno diritto a un trattamento economico non inferiore a quello di cui all'articolo. E cosa sono quello di cui all'articolo? Sono i contratti collettivi nazionali. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se è vero che non esiste in modo una sistematica contrattazione collettiva per gli enti del terzo settore, è però vero che la contrattazione collettiva, quello del decreto legislativo 81-2015, diventa parametro anche per gli enti del terzo settore, sotto un duplice punto di vista. Uno, che almeno oggi ci interessa un po' meno, che è quello della retribuzione. E poi però c'è il secondo che ci interessa un po' di più. Perché? Perché il secondo, cioè la seconda parte dell'articolo, ci permette di capire come la corresponsione di una certa retribuzione in determinati casi possa nascondere qualcosa che retribuzione non è, e cioè cosa? Distribuzione di utile. Quello che vedremo tra un po' non è possibile fare. Quello che non è possibile fare. Se voi vi andate a leggere l'articolo 8 del codice, in particolare il comma 3, lettera B, e qui devo quindi tornare indietro per farvelo vedere, cioè una di quelle norme che vi ho detto positivizza il significato della non lucratività soggettiva. Vedete la lettera B che pone un principio, il comma 3 pone un principio, una presunzione assoluta, dove ci dice ai sensi e gli effetti del comma 2 si considera in ogni caso distribuzione indiretta degli utili, cosa che non si può fare. Che cosa? Vi dà un elenco, alla lettera B vi dice, guarda un po', la corresponsione a lavoratori subordinati autonomi di retribuzione o compensi superiori del 40% di quelli previsti, ma guarda un po', dall'articolo 51 del decreto legislativo 81-2015, cioè quello che è richiamato all'articolo 16. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'articolo 16, che sembra una norma di diritto del lavoro, quindi io oggi qui dovevo lasciare da parte, l'articolo 16 vi dice, guardate, non esiste una contrattazione generale sistematica per i lavoratori del settore terzo settore, però come parametro noi ci prendiamo comunque i contratti collettivi, quelli di questo decreto 51-81 del 2015. E questo articolo vi dice il trattamento non può essere inferiore a questi parametri. Benissimo, non può essere inferiore. E se è superiore? Se è superiore, attenzione, che abbiamo l'altro limite, quello dell'articolo 8, che pone una presunzione assoluta, dove dice se la retribuzione supera di un certo ammontare il parametro dei contratti collettivi presi come modello dall'articolo 16 per chiarire il punto al di sotto del quale non si può andare, rischiamo dall'altra parte di dar vita
a una situazione di distribuzione di utile occulto. Quindi il lavoratore del terzo settore si trova un po' tra l'incudine e il martello, no? Da una parte la retribuzione non può essere inferiore a quei parametri dei contratti collettivi, però dall'altra non può ne essere troppo superiore, perché se fosse troppo superiore ricadremo nel divieto dell'articolo 8,3 lettera B. Quindi cosa ho voluto dirvi con questa breve digressione? Soltanto che anche quegli articoli che sembrano interessare relativamente poco all'inquadramento generale del terzo settore, in particolare dell'aspetto della non lucratività, in realtà vedete come rilevino, perché vengono in gioco, diciamo, non entrano dalla porta, ma comunque dalla finestra. Fatta questa digressione, ma chi poi mi seguirà ne parlerà sicuramente meglio, dobbiamo adesso parlare un po' delle prime norme del codice, cioè dobbiamo partire un po' dall'articolo 4, che è rubricato, lo vedete, proprio enti del terzo settore. Questo articolo ci dà il perimetro applicativo sostanziale di questi enti. Articolo 4, 5 e 6, il primo gruppo di norme di cui vi ho parlato. Ora, questo articolo, come vi ho detto, sostanzialmente vi dice quali sono gli enti del terzo settore e vi dice che cosa questi enti possono fare, quali scopi devono perseguire e quali attività possano svolgere per perseguirli. E già dal comma primo di questo articolo mi pare già evidente quali sono gli elementi qualificanti degli enti del terzo settore. Uno è un elemento di tipo funzionale e uno è un elemento di tipo formale, pubblicitario. Vedete che io ho omesso i commi successivi perché ai nostri fini in questo momento almeno non ci interessano. E allora lo leggiamo un attimo insieme. Sono enti del terzo settore e vai con un elenco: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalla società. Vabbè, questo è un elenco in parte già molto noto, no? Di tutto questo elenco, è stato detto anche la volta scorsa, sono solo due le tipologie strutturali nuove. E che cosa? Forse lo sapete, no? Le reti associative, eccola qui la novità, e gli enti filantropici, almeno dal punto di vista positivo, questi diciamo sono i due dati nuovi del diritto positivo, gli altri erano tutte cose già note. Ho sottolineato gli altri enti di carattere privato diversi dalle società. Perché? Perché mi pare evidente come questa elencazione, era già stato detto in parte, no? Sia evidentemente un'elencazione non tassativa. Qui il legislatore ha preso l'esistente sostanzialmente, l'ha riportato all'articolo 4, però ha detto attenzione, non è detto che siano solo questi, magari me ne sono dimenticato qualcuno, e non è detto che non ne saltino fuori altri. Gli altri enti di carattere privato diversi dalle società. Allora, gli altri enti di carattere privato diversi dalle società. Perché diversi dalle società? Mi tratterrò adesso del perché. Perché la società al legislatore del terzo settore non piace tanto. La società, nell'idea del legislatore, è un ente che
serve per perseguire uno scopo di lucro soggettivo. In realtà noi sappiamo che oggi non è vero, non è più vero almeno, lo è stato per molto tempo, ma oggi non è più proprio così. Però nella precomprensione, se vogliamo usare un termine filosofico, la società è ancora una struttura deputata al perseguimento dello scopo di lucro soggettivo. Quindi per il terzo settore non va proprio bene. Ecco perché si è premurato di dire, a torto o a ragione non lo so, che gli altri enti di carattere privato sì, possono essere enti del terzo settore anche se non rientranti nelle categorie enumerate precedentemente, ma non devono comunque essere a struttura societaria. La formula di chiusura ci è molto utile, gli altri enti di carattere privato, perché ci permette subito di chiarire e di togliere dubbi ad eventuali inserimenti nella categoria degli ETS di enti che non sono stati enumerati. Sicuramente, a mio parere, i comitati ci stanno dentro, negli enti del terzo settore. Qualcuno ha scritto, ma forse no, perché il comitato in realtà, sapete, il comitato è quell'istituto nel codice molto un po' Cenerentola, un articolo proprio buttato là. Il comitato per definizione è qualcosa che nasce ma dura poco. Gli enti del terzo settore invece no, sono enti che nascono per durare, quindi ecco perché il legislatore non l'ha specificato il comitato. Però l'osservazione non coglie perché in realtà il comitato, per come è positivizzato almeno nel codice civile, se è vero che generalmente viene pensato e viene istituito per finalità che si esauriscono in un determinato periodo di tempo, medio-breve, non è essenziale, non è nell'ontologia del comitato che per forza la finalità si debba esaurire in un breve periodo di tempo. Oltretutto, nel codice civile il comitato può avere anche la personalità giuridica. Quindi questa giustificazione che vuole vedere l'esclusione del comitato come fondata su questa ragione, a mio parere non ha fondamento. E in ogni caso la previsione di altri enti di carattere privato farebbe rientrare il comitato, perché il comitato è un ente di carattere privato, quindi non c'è motivo di fronte a una mancanza di esclusione espressa per dire che il comitato no, non può essere ente del terzo settore perché non è specificato. Non fosse stato specificato e non avessimo avuto la formula di chiusura agli altri enti, allora avremmo potuto discutere. Ma con la formula di apertura e gli altri enti di carattere privato, questa discussione deve essere chiusa. Il comitato è in astratto, può essere in astratto ente del terzo settore. Ma a parte questo, questa formula di chiusura può lasciare spazio a anche discorsi un po' più raffinati. Per esempio, vi chiedo se il trust possa essere ente del terzo settore. Trust, qualcuno forse sa che cos'è, è questo strano istituto che non esiste nel nostro sistema, ma esiste solo perché c'è una legge che ha recepito una convenzione internazionale. Insomma, se ne fanno nella pratica parecchi, se ne fanno per finalità diverse. I trust però erano tra gli enti che nella legislazione delle ONLUS ormai l'Agenzia delle Entrate riteneva pacificamente estensibile, no? La normativa sulle ONLUS era applicabile in determinati casi, con determinati presupposti, anche a questo istituto ibrido, un po' sconosciuto del trust. E qui mi chiedo, senza volervi approfondire questo punto che richiederebbe
molto tempo se il trust possa essere o rientrare negli enti del terzo settore, che bisognerebbe domandarsi se il trust sia un ente, che è la prima domanda a cui bisognerebbe rispondere. Ma qui lasciamo, diciamo, l'incertezza. Sicuramente un'incertezza che prima o poi verrà fuori, sarà sicuramente o il registro a dover rispondere, intendo dire gli addetti al registro unico, no? Perché prima o poi, io sono sicuro, arriveranno richieste di trust che vorranno essere iscritti al registro unico del terzo settore. Ora, questo articolo quindi, con questa formula di chiusura, lascia un po' spazio dal punto di vista strutturale un po' a tutto, tranne appunto alle società. Le società no, perché sono viste di malocchio e adesso vediamo perché. Ora, questo articolo, che sembra apparentemente molto preciso nell'enumerare le strutture che possono essere enti del terzo settore, fissa in modo abbastanza chiaro il requisito sostanziale. Lo vedete, è l'altro punto sottolineato. Questi enti devono essere costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di queste tre cose: finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E allora, dopo aver detto e dopo aver visto l'aspetto strutturale, ecco gli altri due aspetti sostanziali: l'assenza di scopo di lucro e le finalità. Quali finalità? Quelle tre lì enumerate: civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Qui sul senza scopo di lucro devo aprirvi subito una parentesi, un po' storica anche. Voi sapete che il nostro codice civile è del molti anni fa, del 1942, e già nel 1942, forse anche ben prima, si discuteva di questo scopo di lucro oggettivo, soggettivo, che cos'era, che e quali enti potessero perseguire o meno lo scopo di lucro. Subito dopo l'approvazione del codice, già dagli anni 50, si era cominciato a discutere quali enti potessero perseguire lo scopo di lucro e quali no, quali potessero esercitare attività di impresa e quali no. Cosa, a dire il vero, che risaliva a molto tempo prima, perché per vostra curiosità potrei ricordarvi addirittura una sentenza del 1907, pensate un po', della Cassazione di Firenze, perché in quel periodo le Cassazioni non era una, ce n'erano di più, c'era solo a Roma, c'erano più Cassazioni, che si era pronunciata addirittura sulla società del Carnevale di Porta San Marco di Pistoia. Cioè era un ente che era stato costituito per la gestione degli spettacoli e vendeva i biglietti del Carnevale. E si era andati in giudizio perché non si capiva se questo ente costituito per lo spettacolo, che però vendeva i biglietti, dovesse essere inquadrato come un ente di tipo societario o meno. 1907. Se così era nel 1907, figurarsi nel 1942, anni 50, quando poi è stato approvato il codice. Subito si è scatenata la dottrina, anche con nomi importanti che vi risparmio. Sostanzialmente il discorso era questo: l'idea, il substrato ideologico. Da una parte le società. Struttura societaria serve per perseguire lo scopo di lucro, cioè per esercitare attività di impresa. C'era questa idea: la società esercita l'impresa e quindi guadagna. 1, 2 e 3. Premessa maggiore, premessa minore, conclusione. Dall'altra parte gli enti non societari,
associazioni, fondazioni, come volete chiamarli, non societari, non possono esercitare attività di impresa, ergo non devono guadagnare. Premessa maggiore, premessa minore, conclusione. Una netta dicotomia. Ad una struttura deve corrispondere un certo tipo di attività e quindi la realizzazione di una certa finalità. Le società guadagnano, gli altri enti no. C'era una sovrapposizione tra struttura, scopo ed attività. Quello che è costituito come società è l'unico ente che può svolgere attività di impresa e che può guadagnare, cioè distribuire utili tra i propri membri. Quello che non è costituito come struttura societaria non può esercitare attività di impresa, non può distribuire utili. Questa dicotomia, da una parte, e questa sovrapposizione ideologica struttura-scopo, un po' alla volta, è stata erosa. Un po' alla volta si è detto, ma perché l'ente che non è costituito sub forma societatis non può svolgere attività di impresa? Perché no? La dottrina ha cominciato a rimuginare, ha cominciato a scrivere, lentamente recepita dalla giurisprudenza e poi un po' alla volta anche dalla legislazione. Quale legislazione? Tutta quella legislazione speciale proprio sugli enti del terzo settore. E allora cominciamo. Nel 91, nel 2000, nel 97, la famosa legge sulle onlus, e avanti così. Che cosa si è arrivati a dire sostanzialmente in questo lento percorso della giurisprudenza, della dottrina e poi del legislatore con tutte queste legislazioni speciali? Si è arrivati a dire che non è vero che soltanto le strutture societarie possano esercitare attività di impresa. Anche strutture non societarie possono svolgere attività di impresa, purché, ecco la differenza, purché non perseguano uno scopo di lucro soggettivo. Soggettivo, cioè cosa vuol dire? Che non possono distribuire gli utili. Ma l'attività di impresa in sé, che sostanzialmente si corrisponde, si concretizza almeno nel pareggio dei costi con i ricavi, quello sì. Perché gli enti non societari non potrebbero esercitare l'attività di impresa e perseguire lo scopo loro proprio anche con questa modalità? E allora la giurisprudenza ha cominciato a dire sì, si può. La legislazione speciale ha cominciato a dire sì, potete. Se lo fate, allora vi iscrivete anche al registro delle imprese, tenete le scritture contabili. Quindi un po' alla volta si è arrivati a dire anche strutture non societarie possono esercitare attività di impresa, possono anche conseguire utili, purché quegli utili vengano però utilizzati per il perseguimento tipico, non lucrativo dal punto di vista soggettivo, è possibile. Quindi un po' alla volta l'unico limite di questi enti è stato che cosa? Quello della non distribuzione degli utili ai propri membri. Questo per dirvi cosa? Per dirvi che quel senza scopo di lucro va integrato
con un aggettivo senza scopo di lucro, ditemelo voi, soggettivo, esatto, soggettivo, cioè la non distribuzione degli utili. Qual è allora e a cosa serve l'eventuale utile conseguito da questi enti? Serve, deve servire e servirà unicamente al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Attenzione, qui devo fare, come vi ho detto, il pedante, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, c'è la congiunzione e, ma non va intesa in senso cumulativo. La congiunzione è coordinativa, ma in realtà va intesa come o, cioè la finalità può essere civica, solidaristica o di utilità sociale. Non serve che ci siano tutte e tre insieme, a parte che vi sfido a definirle, a capire quando è una, quando è l'altra e quando è la terza, ma di questo vi parlerò adesso. E proprio queste finalità è il punto che crea un po' più difficoltà all'interprete. Questi scopi, queste finalità ci sono indicate, civiche, solidaristiche, di utilità sociale, ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Il legislatore non ce lo dice. Perché non ce lo dice? Non ce lo dice secondo me per due motivi. Il primo è perché è difficile definire cosa voglia dire finalità civica, solidaristica e di utilità sociale. Ma soprattutto non ce lo dice perché in realtà le finalità sono definite per mezzo delle attività. Cioè sono le attività che gli enti del terzo settore possono perseguire che riempiono il concetto di finalità. Perché voi lo sapete che le attività, quelle sì che sono ben definite, C'è un articolo molto lungo, l'articolo 5, lo vedete, il quale appunto verso la fine del comma 1 dà un elenco dalla A alla Z di queste attività che ormai lo sapete benissimo sono 26. Questo elenco si considerano di interesse generale, si considerano indicativo presente, che per il giurista vuol dire presunzione assoluta. Si considerano in realtà non vuol dire sono, si considerano, vuol dire che giuridicamente sono e non si ammette evidentemente prova contraria, si considerano, c'è un elenco, lo sono cioè. L'elenco lo sapete benissimo, tassativo, sostanzialmente ricomprende, è già stato tra l'altro integrato da un'ultima modifica, e non nella numerazione, sono rimaste sempre 26, ma hanno aggiunto le indicazioni in una di esse, un elenco che sapete può essere implementato con il comma 2 ve lo dice, può essere aggiornato con un decreto. Ora, cosa possiamo dire, cosa possiamo argomentare da quello che vi ho detto fino a questo momento? Beh, sicuramente che l'impostazione pregressa, quella substrato ideologico di cui vi ho parlato prima, cioè la dicotomia tra strutture e scopi, non vale più. L'idea che ad una struttura debba corrispondere necessariamente il perseguimento di un certo scopo
e che non ci possa essere un'ibridazione della struttura e dello scopo, non vale più. Quella impostazione, che poi è anche l'impostazione strettamente fiscale, quella del testo unico dell'imposta sui redditi, no? Forse qualcuno ce l'ha presente, mi pare sia l'articolo 73 che dice sostanzialmente sono enti commerciali quelli che esercitano attività di impresa, o meglio quelli che hanno l'oggetto esclusivo principale l'esercizio di attività commerciali. Questa idea viene superata dal codice. È evidente come dal codice del terzo settore l'attività commerciale, cioè che produce utili o che almeno appunto persegue questo pareggio di attività e di passività, non attrae perciò solo l'ente la struttura di tipo societario. Assolutamente. Cioè è possibile che un'attività commerciale venga svolta anche da un ente non societario. E viceversa, lo sapete benissimo chi è esperto di impresa sociale, la struttura societaria non è detto per forza che persegua lo scopo di lucro soggettivo, cioè di distribuzione degli utili. Perché l'impresa sociale, lo sapete benissimo, può adottare anche una struttura di tipo societario. Insomma, questo codice del terzo settore, almeno per questi primi articoli di cui vi ho parlato, dal punto di vista di teoria generale, è l'ultimo atto di quella scissione tra scopi e struttura, che è iniziata fin dagli anni 50. Non è più vero che gli enti che non sono società non possono esercitare attività di impresa, perseguire lucro, non è più vero. L'unico limite resta solo del lucro soggettivo, cioè della non distribuzione. E non è più vero che le strutture di tipo societario debbano per forza distribuire gli utili, cioè esercitare un'attività d'impresa per finalità di lucro soggettivo. Non è più vero. Ora, vi ricordate che vi ho detto dell'articolo 5, che adesso dobbiamo rileggere un attimo. L'articolo 5 ripete nuovamente che gli enti del terzo settore esercitano queste attività senza scopo di lucro. Lo ridice di nuovo, c'era già scritto all'articolo 4, però aggiunge una cosa anche qui in più. Ci dice esercitano in via esclusiva o principale. Cosa vuol dire in via esclusiva o principale? Significa non solo, cioè questo devono fare principalmente, ma non solo. E non solo, che cosa vuol dire? Vuol dire che possono fare anche qualcos'altro. E che cosa? Articolo 6. Attività diverse. Diverse da quali? Da quelle dell'articolo 4, da una di quelle 26. Una di quelle 26. Queste attività diverse. Attenzione, l'articolo 6 apre alle attività diverse a due condizioni. Uno, un requisito formale. Vuoi fare qualcosa di diverso rispetto a quelle dell'articolo 5? Lo devi dire. Dove? Nell'atto costitutivo o nello statuto. Quello è un aspetto formale.
serve un'espressa previsione nell'atto costitutivo, nello statuto. Quindi attenzione, i notai presenti in sala, dovete scriverlo. Se non lo scrivete, non si fa. Poi non basta. Queste attività diverse devono avere anche un requisito, un duplice requisito direi sostanziale. Devono essere secondarie e devono essere strumentali. Secondarie cosa vuol dire? Non prevalente. Quindi l'attività considerata per legge di interesse generale, una delle 26 dell'articolo 5, deve essere quella principale. Le altre le potete fare, ma devono essere un po' meno importanti. Non solo un po' meno importanti, devono essere anche strumentali. Cioè cosa? Strumentali, cioè devono servire al perseguimento dell'attività principale. Non è una precisazione inutile. Secondaria meno importante, ma non basta, deve essere strumentale, cioè deve sempre servire all'esercizio dell'attività principale. Ora, badate bene che questo discorso sull'attività secondaria, cioè di un'attività diversa da una delle 26 dell'articolo 5, non ha nulla a che fare col discorso dell'attività di impresa, perché l'attività di impresa è un modo in cui io svolgo una certa attività. Cosa voglio dirvi? Che le attività di cui all'articolo 26, quelle che il codice presume di interesse generale, possono svolgersi con modalità imprenditoriali, restando attività presunte di interesse generale. Quindi non fate l'errore di considerare le attività di carattere generale attività che si devono svolgere con modalità non imprenditoriali e le attività di carattere secondario strumentale le uniche che si possano svolgere con modalità imprenditoriali. Non è così. Ripeto, la modalità imprenditoriale di svolgimento di un'attività è appunto soltanto il modus in cui si svolge l'attività. Quindi questo sta a significare che si può avere un ente del terzo settore che si attiva, compie, svolge, persegue le proprie finalità di interesse generale con modalità imprenditoriali in toto. Questo è chiaro, rileverà sul piano fiscale dei regimi contabili, ci sono delle conseguenze ovviamente, sono specificate nel codice, articolo 79, 80 mi vengono in mente, ma anche alcune normative di tipo contabile, anche l'articolo mi pare 13, questa differenza emerge, ma non c'entra nulla con attività principale, attività secondaria. Non c'entra nulla. Attività principale, una di quelle del 26 dell'articolo 5. Attività secondaria, le altre. Ora lo sapete che quale sia e come si debba capire quando un'attività è secondaria e strumentale e quando no, lì c'è il punto di domanda che dovrebbe essere chiarito forse a breve, pare, da un decreto del Ministero che dovrebbe darci dei criteri per capire quando un'attività è secondaria e quando non lo è. E aspetteremo e vedremo cosa ci dirà.
Vi avevo citato, proprio per chiarire questo discorso, gli articoli 79 e 80. E qui dobbiamo fare un salto alla normativa fiscale per gioco forza. E non so se qui ve li ho riportati, forse no, infatti no, ma non importa, ve li dico a voce. Il 79 vi dà una serie di requisiti proprio per circoscrivere il perimetro dell'attività da considerarsi non commerciale degli ETS. 79, che è rubricato disposizioni in materia di imposta sui redditi, vi dà tutta una serie di requisiti. Sostanzialmente che cosa vi dice questo articolo? Vi dice che le attività dell'articolo 5, l'elenco, non sono considerate attività commerciali allorché i ricavi non superano i costi. Molto semplicemente, ovviamente ho ridotto ai minimi termini il discorso, parleranno altri della fiscalità, però il senso è quello. E anche qui, se ve lo leggete, l'articolo 79 usa sempre quel verbo, si considerano, si considerano, si considerano. Il si considerano per il giurista sta a significare che ontologicamente possono anche essere commerciali queste attività, ontologicamente, ma io legislatore, per scelta positiva, ti dico che non lo sono. Si considerano. Ontologicamente magari lo sono, ma io ti dico di no. Ti dico di no perché ti applico una disciplina diversa. Si considerano, è una scelta, ovviamente pensata per favorire gli enti del terzo settore. Poi infatti l'articolo 79, dopo avervi detto che si considerano non commerciali in questo caso, al comma 3 vi dà tutta una serie di elenchi, sono altresì considerate non commerciali, e avanti con un'elencazione molto puntuale, molto specifica, che di fatto, lo sanno un po' gli addetti ai lavori, prende un po' da quello che è successo fino a oggi, prende un po' dalla pratica, prende un po' da quello che fino a oggi si è visto nell'attività quotidiana di queste tipologie di enti. E ultima parentesi, prima di proseguire poi nel discorso, l'articolo 80, dopo il 79, non fa che definire il regime fiscale di questa attività commerciale, produttiva di utili che gli enti del terzo settore possono ben conseguire. E questo articolo sostanzialmente vi dice che gli enti del terzo settore non commerciali, vi dice non commerciali, non sono commerciali, di cui l'articolo 79,5, possono optare per un regime fiscale forfettario agevolato quando svolgono le attività, quelle dell'articolo 5, quello dell'articolo 6, con modalità commerciali. Eccola qua l'espressione chiave, con modalità commerciali. Quindi l'esercizio di un'attività con modalità commerciali vi fa capire come la commercialità, l'imprenditorialità non è lo scopo, è un modo in cui svolgo una determinata attività. Questa attività può essere anche un'attività che non persegue scopo di lucro soggettivo. Ed è proprio il caso tipico degli enti del terzo settore, che perseguono finalità ultra individuali, civiche, solidaristiche, di utilità sociali, non di lucro soggettivo, ma lo possono fare con modalità commerciali. Ve l'ha detto il codice. Allora voi direte, ma Ceolin, abbiamo capito, basta, non insistere ancora. Invece insisto ancora perché
Io quando ho letto il codice del terzo settore ho detto, ah, finalmente l'hanno scritto. Avevo ragione, avevo scritto qualcosa sul punto. E posso farvi una parentesi proprio da civilista? Posso farvela? Me la permettete? Come la mettiamo con il codice civile che è stato scritto nel 1942, dove abbiamo delle norme che sono state dettate per le società e per gli enti quando la struttura corrispondeva allo scopo? Nel codice civile noi abbiamo delle norme dove il legislatore ci ha detto: se un ente è una società devi applicare questa norma, se un ente non è una società devi applicare quest'altra norma. E l'ha fatto perché? Perché dietro c'era l'idea che ad una struttura corrispondesse uno scopo. Il legislatore ha detto: tu non devi applicare questa norma o devi applicare questa norma alla società, perché io so, lo do per implicito, che la società persegue uno scopo di lucro. L'ente non societario invece no. Queste norme, dove adesso questa sovrapposizione, questa corrispondenza di struttura e scopo non vale più, perché ormai lo sappiamo, anche gli enti non societari possono esercitare attività di impresa e sappiamo anche che quelli societari possono perseguire interessi di carattere generale, impresa sociale, tanto per dirne una. Come la mettiamo con quelle norme dettate quando questa sovrapposizione c'era ed ora non c'è più? Le applichiamo o non le applichiamo? Pensate, per esempio, vi sarà capitato qualcuno sicuramente fa parte di un'associazione, qualcosa che ha ricevuto un'eredità, ha ricevuto dei soldi, ha ricevuto qualcosa. E forse lo sapete che c'è un articolo del codice che ci dice che questi enti devono accettare con beneficio di inventario, mentre le società no, la società non serve. E scusatemi, se ho una società che non persegue scopo di lucro perché magari è un'impresa sociale, però è una società, la fate accettare con beneficio di inventario o no? Beh, limitandoci al dato testuale del codice dovremmo dire no, nel codice c'è scritto che le società non devono accettare con beneficio di inventario, però vi chiedo, quella norma siamo sicuri che sia dettata con riguardo alla struttura società piuttosto che non allo scopo? Cioè che dietro quella norma non ci sia un'idea, una ratio di tutela dello scopo dell'ente, non della struttura. E che sia stata dettata così ovviamente perché in quel periodo, in quel momento, non c'era ragione per distinguere struttura e scopo, perché la struttura, ad una struttura corrispondeva a un certo scopo. Secondo me occorrerà di volta in volta, di fronte a norme dettate in un periodo storico in cui questa distinzione dicotomica tra struttura e scopo non c'era, anzi c'era una corrispondenza, ma una struttura corrispondeva a uno scopo, non poteva che essere così, occorrerà una certa raffinata interpretazione per capire se davvero quella norma tende a tutelare ed è stata dettata perché dietro c'è uno scopo o semplicemente con riguardo alla struttura. Quella dell'accettazione beneficiata è uno degli esempi, ma ce ne sono anche altri. Io di fronte a un'impresa sociale, anche a struttura societaria, beneficiaria di una eredità, ci penserei non 2 ma 3 volte prima di farla accettare puramente e semplicemente. Non ci siamo ancora arrivati con la giurisprudenza, ma io temo prima o poi ci arriveremo. Sarà un problema che secondo me verrà in gioco, questo dell'ente e dell'applicazione di norme che presuppongono una sovrapposizione di concetti che non esiste più. Il codice del terzo settore l'ha positivizzato quello che vi ho detto, che non esiste più.
questa sovrapposizione tra struttura e scopo, dicendoci chiaramente che cosa? Che gli enti del terzo settore le loro attività le possono svolgere anche con modalità commerciali e dicendoci chiaramente, ma ve ne parlerà qualcun altro, che anche gli enti societari non è detto, quelli che hanno struttura societaria, non è detto che debbano per forza svolgere attività perseguente un lucro soggettivo. E dopo questa digressione, di cui mi scuso, torniamo ai nostri primi articoli, L'8. Vi ho detto, senza scopo di lucro. Adesso dobbiamo vedere cosa vuol dire senza scopo di lucro, perché io vi ho fatto tutta questa manfrina, no? Di teoria, scopo di lucro, non distribuzione degli utili, abbiamo capito, ma cosa vuol dire non distribuzione degli utili? Eccoli qua, ce lo dicono perché il legislatore ovviamente sa che parla, o almeno pensa di parlare, a degli analfabeti di ritorno, e allora ce lo dice. Ci dice, guarda che te lo dico io che cosa vuol dire senza scopo di lucro, te lo dico io all'articolo 8, te lo dico io all'articolo 9. E l'articolo 8 che cosa vi dice? Vi dice il patrimonio degli enti del terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comuni, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Beh, insomma, una grande novità, direte voi, almeno i giuristi, no? Una grande novità. Il patrimonio serve per il perseguimento dello scopo dell'ente. Si studia il primo anno di istituzione di diritto privato. Il patrimonio di un ente serve per perseguire le due finalità del patrimonio: perseguimento dello scopo e eventualmente tutela dei creditori. Questi sono i due scopi del patrimonio dell'ente. Quindi qui che novità! Sempre interessante, l'indicativo presente è utilizzato. Per il giurista indicativo presente vuol dire deve essere utilizzato. È utilizzato vuol dire deve essere utilizzato. E se non è utilizzato? Cosa succede se non è utilizzato? Se non è utilizzato lo vediamo tra un attimo, perché qui in realtà l'articolo 8 non ci dice nulla. Non ci dice nulla di che cosa succede se non è utilizzato. Però, proprio perché noi non capiamo niente, l'articolo 8, dopo il principio del comma 1, ai commi successivi, 2 e 3, vi dice anche, vi positivizza quella famigerata regola del divieto di distribuzione degli utili. Diretta, ovviamente. Il divieto del lucro soggettivo lo trovate qui, ma aggiunge anche indiretta. E poi, sempre perché noi non capiamo niente, il comma 3 mi dice, perché sono io che non capisco, ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso, presunzione assoluta, non è ammessa prova contraria, in ogni caso, si considera in ogni caso, distribuzione diretta degli utili, tutta una serie di cose, A, B, eccetera, il B, ve l'ho detto prima, e avanti. Quindi molta attenzione, quando si tratta di, perché lo sappiamo, no? Adesso qui dovrei spegnere il microfono, lo sappiamo, no? Il rimborso spese che va oltre un certo limite, che può occultare in realtà una retribuzione, eccetera, eccetera, ecco. E direi anche molta attenzione a chi deve redigere gli statuti, chi deve redigere l'atto costitutivo. Io consiglierei proprio questo articolo 8 di riprenderlo punto per punto, magari con un rinvio senza trascriverlo.
però è un punto fondamentale perché la distribuzione degli utili ha una sanzione tranchante, si è fuori, è uno dei motivi per cui si può essere cancellati dal registro unico del terzo settore. Vi dicevo che l'articolo 8 non ci dice nulla del che cosa succede, se il patrimonio degli enti del terzo settore non è utilizzato, oppure se c'è questa distribuzione degli utili. Un po' la risposta ve l'ho appena data, però formalmente l'articolo non tace, è silente. Non è silente invece l'articolo 9. L'articolo 9 ci dice qualcosa. Però ci dice qualcosa soltanto con riguardo alla devoluzione del patrimonio. Che cosa vi dice? Vi dice che se l'ente si scioglie per vari motivi, serve un parere dell'ufficio di cui è l'articolo 45,1, l'ufficio di cui l'articolo 45,1 lo sapete qual è l'ufficio del registro unico del terzo settore. Dice questo registro deve dare il parere con determinate modalità, con una tempistica, non ci interessa l'ultima frase, l'ultimo periodo. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. Nulli. Che bello ogni tanto avere questi termini giuridici, no? Chiari, nulli. Dice, sono nulli. Allora che cosa capiamo? Beh, innanzitutto che il parere è obbligatorio, perché se manca o mi discosto dal parere ho la sanzione. Sono nulli. E cosa vuol dire che sono nulli? Vuol dire che sono nullità, sapete, un'invalidità, non producono effetto, giusto? Non producono effetto, no. Sono nulli, quindi è come se l'atto devolutivo non l'avessi fatto. E quindi attenzione anche, guardo soprattutto i notai che devono fare gli atti di scioglimento, no? Il parere serve, va allegato, non è previsto, ma noi sappiamo bene che la solita prudenza vuole che venga allegato. Per prudenza, ripeto, non perché sia previsto. Ma allora sono nulli, cosa succede? L'atto devolutivo è nullo, quindi è come se non ci fosse mai stato. Però io l'atto devolutivo lo faccio quando? Quando l'ente si estingue, no? O si scioglie. Allora, la domanda è, l'atto devolutivo è nullo, ma l'ente che fine fa? Io l'ho sciolto, giusto? L'ho sciolto, si è estinto e per questo ho fatto la devoluzione. Però poi l'atto di devoluzione casca, perché l'ho fatto senza il parere o in difformità dal parere. E allora cosa succede? Magari possiamo dire che c'è una reviviscenza dell'ente, se è nullo, l'atto devolutivo risorge l'ente, quindi dovrò rifare un atto devolutivo chiedendo il parere o in conformità del parere. Forse qualcuno è tentato di rispondere in questo modo, ma mi parrebbe una risposta non adeguata e vi spiego perché. Pensate a questo esempio. Un ente si scioglie o comunque si estingue o comunque non ha più i requisiti per stare iscritto nel registro unico del terzo settore. Basta quello. E allora bisogna fare la devoluzione in un certo modo. Non ho più i requisiti per essere iscritto al registro unico del terzo settore e quindi devo uscire dalla disciplina del terzo settore. Devo uscirne perché non rispetto più i requisiti, magari non ho più depositato i bilanci, le scritture contabili,
non l'ho depositato, ho violato quella regola che mi stabilisce che devo depositare e quindi vengo messo fuori dall'ambito, dal perimetro applicativo del registro. Però poi la devoluzione la faccio in modo improprio. Ora, se fosse vero che la nullità dell'atto devolutivo fa rivivere l'ente, sarebbe molto strano che la violazione di una disposizione, come è appunto l'articolo 9, comportasse come conseguenza l'annullamento di un'ulteriore sanzione che ha determinato proprio la devoluzione. Cioè, noi siamo usciti dal perimetro applicativo del codice del terzo settore perché abbiamo violato una disposizione. Poi ne violiamo un'altra e la violazione di questa seconda norma ha come conseguenza la reviviscenza di un ente che è uscito dall'ambito applicativo del terzo settore. Quindi sarebbe assurdo che la violazione di una norma avesse come conseguenza l'annullamento di una pregressa sanzione. E quindi che cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che in questo caso non possiamo dire che la violazione nell'atto devolutivo fa risorgere l'ente e quindi lo rimette dentro all'ambito applicativo del codice del terzo settore. Sarebbe un controsenso. E allora il patrimonio che fine fa? Penso che l'unica idea ragionevole sia quella di ritenere che quel patrimonio devoluto in modo non corretto rimanga in una posizione di segregazione, una sorta di patrimonio destinato in attesa di titolare, in attesa appunto di un parere, ovvero di un atto che corrisponda a un parere correttamente fornito, proprio per questo motivo qua. Ripeto, l'effetto di una sanzione, come per esempio il mancato deposito degli atti nel registro, che l'effetto di una sanzione venga annullato dalla violazione di un'altra disposizione, cioè la devoluzione non corretta, è un controsenso. Quindi, ripeto, in questo caso la nullità è nullità dell'atto devolutivo, non è assolutamente o non può incidere sull'effetto estintivo dell'ente, o almeno non può incidere sulla fuoriuscita dell'ente dal perimetro applicativo del codice del terzo settore. Ovviamente non voglio dire che non ci siano altre conseguenze, chiaro, no? Le conseguenze ci sono, ma sono conseguenze che riguardano non il singolo atto, perché il singolo atto è sanzionato così, basta, ma questo atto, l'atto devolutivo, non quello estintivo di scioglimento. Ma queste altre conseguenze non sono conseguenze che incidono sull'atto, sono conseguenze che incidono sull'attività complessivamente intesa. E una sanzione sull'attività che cosa vorrebbe dire? Cos'è una sanzione sull'attività? È sostanzialmente quello che vi ho anticipato, cioè una sanzione che riguarda la disciplina del codice del terzo settore. Cioè, se non faccio le cose come sta scritto qua, la normativa di favore, più o meno di favore, del codice del terzo settore non è più
applicabile, cioè ricado in una di quelle ipotesi che l'articolo, sapete, 50, che è dedicato alla cancellazione, la cancellazione dal registro unico del terzo settore, stabilisce, cioè la cancellazione dal registro, tra cui anche l'estinzione dell'ente, ovvero la carenza dei requisiti necessari per restare iscritti nel registro del terzo settore. Che cosa voglio dirvi dietro queste affermazioni? Che la sanzione di atto sugli atti, che è la sanzione tipica del diritto civile in senso stretto, il diritto civile sanziona l'atto, qui ne abbiamo un esempio, ma uno, l'atto è nullo. Ecco, la sanzione sull'atto nelle normative degli enti del codice è una sanzione un po' cenerentola, cioè in questo ambito il legislatore si preoccupa molto di più non dell'atto negoziale, degli atti, si preoccupa molto di più dell'attività complessivamente intesa. E ci dice che cosa? Ci dice: a me non interessa sanzionare l'atto, se non in determinati specifici casi. A me interessa tenere un controllo sull'attività, perché a me interessa l'attività di questi enti. E quindi come conseguenza effettuale di questa idea, la sanzione non è più sanzione di atto, annullabile, nullo, quello che volete, diventa una sanzione sull'attività, che si traduce come? Si traduce nella regressione della disciplina applicativa ritenuta di favore appunto del codice, perché dire vai fuori dal codice, ti cancello dal registro, vuol dire non ti applico più la normativa di favore prevista nel codice. Poi ci sono delle ipotesi di dettaglio dove permane una sanzione di atto, come appunto nel momento devolutivo del patrimonio, però è un punto particolare, molto specifico e anche di particolare rilevanza, perché il momento in cui l'ente finisce la propria vita come ente del terzo settore e quindi tutto quello che ha raccolto anche grazie alla normativa di favore deve andare in un certo senso. E credo che adesso forse tra qualche momento chiudiamo con la prima fase e così vi faccio respirare, e respiro anch'io un po'. Ultime due parole. Gli articoli 11 e 12 riguardano il registro unico del terzo settore, di cui vi parlerò dopo la pausa. L'articolo 12 riguarda la denominazione, sapete l'acronimo, no? ETS che bisogna mettere. E l'articolo 11 è molto importante perché all'inizio io ho dimenticato di dirvi che enti del terzo settore sono tutti quelli che dal punto di vista sostanziale fanno quello che vi ho detto, ma sono anche quelli iscritti nel registro unico del terzo settore, cioè c'è un elemento formale per acquisire la qualifica di terzo settore, che è appunto l'iscrizione. Un'iscrizione che mi pare evidente ha natura costitutiva. Io non sono ente del terzo settore se non sono iscritto. Chiaro, no? Articolo 11. Ma articolo 4, prima di tutto. Ultima cosa, prima di fare la pausa. L'ultimo gruppo di norme, il quarto, di cui vi avevo accennato all'inizio, il 13, il 14 e il 15, riguardano gli aspetti sostanzialmente contabili. Questo è il punto più delicato.
scritture contabili, bilanci, gestionali. Fino a qualche tempo fa parlavano di bilanci finanziari, poi hanno cambiato, hanno messo gestionali. Depositi, organo di controllo, è il punto più delicato e più criticato, cioè la marea di controlli, gli aggravamenti contabili e di bilancio che tutti gli enti del terzo settore, da quello piccolo a quello grande, si vedono arrivare con questo codice. È il punto sicuramente che ha creato e sta creando più malumore, perché è ovvio che l'aggravamento della contabilità e dei controlli non è di poco conto. Se vi leggete gli articoli 13, 14, 15, vedete quanti e quali adempimenti devono oggi o dovranno fare a breve gli enti del terzo settore. Addirittura da queste norme è possibile distinguere enti del terzo settore, richiamando un po' quella che era una suddivisione di tipo societaria, enti del terzo settore piccoli ed enti del terzo settore non piccoli, dove i 220.000 euro, li vedete lì sottolineati, sono un po' lo spartiacque tra l'uno e l'altro, peraltro con facilitazioni per gli enti del terzo settore piccoli non poi così eclatanti. Ora, che cosa posso dirvi per chiudere questa prima parte sulla qualificazione e gli elementi qualificanti del terzo settore? Soprattutto anche alla luce di questo ultimo precisazione che vi ho fatto. E mi riallaccio a quello che vi ho detto all'inizio. È un codice questo, doveva essere e dovrebbe essere il punto di riferimento di tutto l'ambito del no profit, del volontariato, di quello che volete, insomma, di tutti gli enti non profit. È all'altezza? È all'altezza di arrivare a questo risultato? Di raggiungere questo obiettivo alla luce di questa massa di norme prese di forza dal diritto societario? Perché io quando ho letto per la prima volta il codice ho detto ma questo è il codice civile libro quinto, sono tutte le norme sulle SPA, sulle SRL, sono tutte uguali. Uguali perché riscritte, identiche quasi, oppure addirittura si fanno una marea di rinvii alle norme societarie. È in grado il codice del terzo settore di attrarre davvero tutti gli enti non profit o questo punto è il punto che forse creerà più difficoltà? La volta scorsa, per chi c'era, l'avrete sentito, si diceva, ma sì, dove c'è il beneficio ci deve essere anche il controllo. Dove c'è il beneficio ci deve essere il controllo, però mi pare un po' che quello che non ha fatto un po', insomma, il codice civile, che sappiamo in che anno è stato approvato, 1942, forse lo sta facendo il codice del terzo settore, cioè un controllo poliziesco, non lo so, forse. Mi sembra che gli aggravamenti contabili e i costi a cui possono andare incontro gli enti del terzo settore dal punto di vista contabile siano veramente eccessivi. E la distinzione che è stato fatto, che potete trovare all'articolo 13 sostanzialmente, è una distinzione che non risolve il problema. Io credo, temo, che molti degli enti non profit
decideranno di non rientrare nell'ambito del codice del terzo settore e se ne staranno buoni buoni ad essere regolati da quelle 3, 4, 5 norme del codice civile, perlomeno fino a quando il codice civile non verrà cambiato, perché purtroppo, per fortuna, lo sapete, anche su quello è stato approvato un disegno di legge delega e quindi stanno studiando, la professoressa Girolami qui annuisce, sa che è così, e stanno studiando la modifica anche del titolo primo, titolo secondo, pardon, del libro primo del codice, dedicata alle associazioni, alle fondazioni, eccetera, eccetera. Quindi vedremo cosa ci risolverà questa riforma anche del codice civile, se si arriverà. Finché non si arriverà a questa riforma, diciamo, forse il codice del terzo settore non è quel sole attorno al quale dovevano girare tutti i pianeti dell'ambito del no profit. Resta probabilmente il codice, uno dei tanti pianeti. E adesso vi lascio al caffè. E vi dico già subito che dopo vi lasciamo un po' di tempo per qualche domanda, quindi volentieri anche quelle che mi sono state fatte magari durante la pausa. Inviterei le persone che me le hanno rivolte, se vogliono, a rifarle pubblicamente, così diamo conto a tutti della questione. Ovviamente nei limiti di quello che ho cercato di spiegarvi oggi. È chiaro che se mi venite a chiedere cose su fiscalità magari non so rispondervi, quindi mi fareste fare brutta figura. E, detto questo, la seconda parte di questo incontro di oggi, lo vedete, riguarda il requisito formale dell'iscrizione. E questo articolo 11, articolo 4, l'avevamo visto 15 minuti fa, che è il requisito formale per acquisire la qualifica di ente del terzo settore. E qui devo subito dire che alcune cose che andrò a dire inevitabilmente si sovrappongono a quello che vi dirà probabilmente e molto meglio del sottoscritto la prossima settimana il professor Fusaro. Me ne scuso fin da subito, ma è inevitabile che, come vi ho detto all'inizio, alcuni argomenti si sovrappongono. Ultimo caveat, prima di iniziare, visto che qualcuno mi chiedeva del codice che vi ho fatto vedere, allora c'è qualcuno della casa editrice Maggioli qui? No, non compratelo questo codice perché non è aggiornato, cioè è uscito da poco, ma 2019, ma non è aggiornato, mancano le ultime integrazioni, quindi mettiamolo qua. Sì, su internet trovate tutto, però siccome io sono vecchio dentro, a me piace il cartaceo e il cartaceo purtroppo non ha l'aggiornamento. Penso uscirà a breve, ma non ce l'ha, almeno questo. Il requisito formale. Io qui vi devo annoiare ancora di più perché vi devo parlare di questo registro unico del terzo settore e del riconoscimento dell'acquisto della personalità. Qualcosa vi devo dire. È un argomento importante, molto importante. Direi che le prime persone che sono venute ormai l'anno scorso da me in studio, come notaio intendo dire, mi hanno chiesto, siamo così, siamo un'associazione, impresa sociale, abbiamo paura della responsabilità, cosa facciamo? Ecco, la questione della personalità giuridica risponde a questa domanda. Acquisire la personalità giuridica significa mettersi al riparo da responsabilità personale. Sono molto spiccio nel discorso, ma il senso è questo.
Fino a quando la personalità giuridica non ce l'ho, chi agisce, semplifichiamo sempre, chi agisce è il responsabile, anche col proprio patrimonio di quello che fa l'ente. È una cosa che spesso chi opera in questo mondo a volte non si rende conto, ma è un punto molto importante. Penso solo alle responsabilità da incidenti sul lavoro, cose analoghe, insomma. Allora, per parlare del requisito formale dell'iscrizione vi devo fare un breve proemio, non come quello di Odisseo, ma poco ci manca, sul riconoscimento. Riconoscimento e la personalità giuridica. Pillole di storia. Allora, sapete, nel codice del 1865, codice civile, zitto, non diceva niente sul riconoscimento della personalità giuridica degli enti. Si limitava a dire che anche gli enti godevano dei diritti civili e fine. Peraltro tutta una prassi che si era sviluppata riconosceva sostanzialmente la possibilità di ottenere la personalità giuridica con un parere del Consiglio di Stato. E ve l'aveva già detto la volta scorsa molto bene il professor Muraro e anche il professor Montanelli, che in quel periodo il codice 1865, che era un po' figlio, era figlio, non un po', era figlio, primo figlio del codice civile francese, aveva recepito il substrato ideologico del codice di Napoleone. E il codice di Napoleone era sostanzialmente la positivizzazione delle idee rivoluzionarie, non ci doveva essere tra Stato e cittadino nessun ente intermedio. Era quella rivolta, no? Contro le corporazioni tipiche della rivoluzione francese. Mi piace ricordare una legge del 91, 1791, Le Chapelier, che aveva abolito qualsiasi associazione tra cittadini esercenti lo stesso mestiere, le famose corporazioni. E se la volta scorsa il professor Muraro vi ha ricordato la dichiarazione americana, io oggi vi ricordo la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino francese, che guarda caso non dice una parola sulla libertà di associazione. Quindi anche questo è significativo, a dire che in base alle idee rivoluzionarie il diritto di associazione non è un diritto dell'uomo. Questo a significare il sospetto, no? Quindi il substrato ideologico in cui ci si muoveva in quegli anni. Il codice francese recepisce queste idee, quello italiano del 1865 pure lo riprende d'emblée. E quello del 42? Quello del 42, che se ne dica, fa un passo avanti. La linea è ovviamente sempre quella del controllo. Bisogna controllare tutto quello che si frappone tra lo Stato e il cittadino. Però il codice del 42 ha un vantaggio sicuramente, un punto chiave che pone, diciamo, l'attenzione sugli enti del terzo settore ad un grado superiore. Cioè disciplina la procedura di riconoscimento. La disciplina in tutta una serie di articoli, ora tutti abrogati sostanzialmente, di tipo concessorio, cioè per semplificare l'acquisto della personalità giuridica è una graziosa concessione non del sovrano ma dello Stato. Articolo 17, poi c'erano tutta una serie di articoli, no? Vedete l'articolo 12 poi chiariva che l'acquisto della personalità giuridica si effettua mediante il riconoscimento,
e tutta una serie di articoli che non sto qui a descrivervi, anche perché non solo perché sono noiosi, ma anche perché sono tutti abrogati, 33, 34, poi c'erano anche tutta una serie di disposizioni attuative, peraltro alcune ancora in vigore, del codice civile, dove puntualmente tutta la procedura veniva disciplinata. Che cosa possiamo dire da questa normativa che oggi di fatto non esiste più? Possiamo dire che di fatto il sistema di riconoscimento fino non a 50 anni fa, fino al 2000 era questo, cioè un sistema di riconoscimento di tipo concessorio, dove il legislatore si riservava la discrezionalità sul se dare o non dare la personalità giuridica, considerata o meno percepita come un privilegio. Ti concedo la personalità giuridica. Un po' alla volta, peraltro, la procedura era diventata, come spesso accade, una procedura burocratizzata, cioè si sapeva cosa bisognava portare all'ufficio e una volta verificati quei 2 o 3 punti il riconoscimento veniva concesso. Il problema era che veniva concesso con una tempistica a dir poco improponibile. L'hanno già detto prima di me, eravamo sui 3-4 anni, perché serviva il parere del Consiglio di Stato, tutta una serie di appunto provvedimenti burocratici. E quindi a un certo punto si è arrivati all'esasperazione, un'esasperazione che in parte aveva già portato all'abrogazione di alcune disposizioni del codice civile, una esasperazione che ha dato vita al famoso DPR 361 del 2000, articolo 1. Questo articolo è quello oggi vigente, quello che esiste, quello che ancora disciplina l'acquisto della personalità giuridica degli enti, e lo sottolineo non a caso per quello che adesso vi andrò a dire. L'approccio è cambiato con l'articolo 1? Di solito si dice di sì. E di sì in che senso? Nel senso che da un procedimento di tipo concessorio, ti do la personalità per graziosa concessione, si è passato a un sistema di tipo cosiddetto normativo. Ma cosa vuol dire? Cosa vogliono dire queste parole, concessorio, normativo? Il senso è questo. La legge originaria del codice civile non dava criteri in base ai quali a cui l'autorità dovesse attenersi per concedere o meno il riconoscimento. Non dava nessun criterio. Nella pratica poi c'era un substrato consolidato di procedure. Il testo di legge nulla diceva. L'articolo 1, 361 di DPR 361 2000 invece ci dà qualche criterio. Quale criterio? Ultimo comma, quello sottolineato. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento, che lo scopo sia possibile e lecito e il patrimonio adeguato. Ripeto quello che è già stato detto, i primi 2 requisiti potevano anche risparmiarseli. Condizioni previste da norme di legge o di regolamento. Per forza, vorrei vedere se non rispetto le condizioni di legge o dei regolamenti. E che lo scopo sia possibile e lecito, è già stato detto molto bene, vorrei vedere che lo scopo non sia lecito e non sia possibile. E invece la cosa più interessante era quella sul patrimonio adeguato.
Questo sì che è un requisito nuovo che prima non c'era ed è veramente il requisito discrettivo, perché era su questo che alla fine, ed è su questo che alla fine si decide ti do il riconoscimento, non te lo do il riconoscimento. Dati però questi presupposti, il riconoscimento doveva arrivare e deve arrivare. Ecco perché il procedimento è cambiato e si dice normativo. Non è più una scelta discrezionale, è una scelta dovuta, è un provvedimento dovuto una volta soddisfatti questi requisiti. È molto simile, lo sapranno i giuristi presenti, al sistema di iscrizione presso le camere di commercio delle società di capitali, no? Anche lì la società di capitali deve avere questo, un patrimonio di questo ammontare, dati questi presupposti te la iscrivo e quindi acquisti la personalità giuridica. Lo stesso sostanzialmente con gli enti del libro primo, perché nel 2000 parliamo ancora solo di enti del libro primo del codice civile. Il modello infatti del DPR 361 del 2000 è proprio il registro delle imprese. Il punto è che resta il problema dello scopo, del patrimonio adeguato. Credo che più di qualcuno di voi sappia che è il punto dove il regionalismo italiano è più evidente. Se andate a Milano siamo sui 100.000 sostanzialmente per costituire una fondazione. Se restate qua siamo, aiutatemi, 70? 80? Ecco. E se andiamo giù? Meno? Non si sa. Insomma, già questo vi fa capire come l'adeguatezza del patrimonio sia un requisito che sì, non la toglie proprio del tutto la discrezionalità dell'autorità. Però questa precisazione ha permesso un passo in avanti molto importante. E quale? Questo. Per ottenere la personalità giuridica come ente, non societario, non serve il perseguimento di finalità ultraindividuali. Il DPR 361-2000 è stata l'esito di una idea che stava emergendo da un po' di tempo, e cioè che nel codice civile non c'è scritto che gli enti non societari debbano perseguire scopi ultraindividuali. Non c'è scritto. Solidaristici, di utilità sociale, per richiamare la dizione dell'attuale codice del terzo settore. Non c'è scritto. E infatti si diceva, non c'è scritto, non è vero. Con il DPR 361-2000 si è dato un assist a questa idea, cioè all'idea che gli enti non societari non necessariamente dovessero perseguire scopi ultra individuali, solidaristici, perché nel momento in cui si dice che basta uno scopo lecito e possibile e un patrimonio adeguato, mi stai dicendo che lo scopo basta che sia lecito e possibile, non che debba essere per forza ultra individuale, sociale. Insomma, con questo provvedimento regolamentare, questo DPR, si è un po' confermata l'idea che il requisito dell'utilità sociale ai fini dell'acquisto della personalità giuridica non sia affatto un requisito essenziale, ontologico. Attenzione, non vi sto dicendo che gli enti non societari non per lo più abbiano scopi ultra individuali, sociali, di finalità
solidaristiche, eccetera, eccetera. Vi sto dicendo una cosa diversa. Vi sto dicendo che dal dato normativo l'acquisto della personalità non presuppone uno scopo ultra individuale, solidaristico, e che sia così è testuale dalla dizione legislativa ed è pacificamente ammesso da pressoché tutta la dottrina e anche dalla giurisprudenza. Quindi credo che su questo punto di vista stiamo aprendo una porta che è già aperta. Questo è il presupposto teorico in cui il nostro bel codice del terzo settore è arrivato. È arrivato come? Con il nostro articolo 22. Un articolo che trovate nella parte dedicata alle associazioni, fondazioni del terzo settore, articolo 22. E perché vi devo parlare di questo articolo 22? Ma cosa c'entra l'articolo 22 con gli elementi qualificanti, eccetera, eccetera? C'entra perché la procedura dell'articolo 22 ha il suo cardine nel registro unico del terzo settore. Quel registro che abbiamo visto ai sensi dell'articolo 4, ultimo pezzo, ultima parte, ultimo comma, è il registro che mi concretizza, mi positivizza il requisito formale. Il requisito formale per acquisire la qualifica di ente del terzo settore, cioè l'iscrizione. Questa iscrizione però la ritroviamo anche qui, all'articolo 22. Sono 3 gli articoli che dovete ricordarveli, segnateveli nel quaderno: 4, 22, 47. Poi li giocate all'otto, se li vincete una quota al sottoscritto. Articolo 22, bisogna leggerlo. Le associazioni e le fondazioni del terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica il 361/2000, di cui vi ho appena parlato, acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi del presente articolo. Ai sensi del presente articolo l'hanno aggiunto nel 2018. La formulazione originaria del codice si fermava terzo settore, punto. Poi hanno aggiunto ai sensi del presente articolo. Adesso vi dico perché. Che cosa vuol dire questo primo comma dell'articolo 22? Beh, innanzitutto qui vedete che viene utilizzato un verbo servile, possono. Possono. E possono cosa vuol dire? Possono vuol dire non devono. Possono. Possono o non possono? Possono, non devono. Poi però in deroga. Cosa vuol dire in deroga? Cioè al di fuori del DPR. Cioè a prescindere, giusto? Dal DPR. E possono che cosa? Acquisire la personalità giuridica mediante che cosa? L'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore. Quindi questo registro unico nazionale del terzo settore, articolo 11, ritorna in gioco. Qual è il punto di questo articolo 22? Fin da subito il problema di questo articolo è stato questo, e cioè come si pone questo nuovo articolo che in deroga al DPR 361 ha inserito una nuova procedura che permette agli enti del terzo settore di acquisire la personalità giuridica. Come si inserisce? Cioè rimane il DPR 361 del 2000? Non rimane?
E l'ente del terzo settore ha 2 strade o ne ha una? Dobbiamo, per chiarirci, partire da pochi dati chiari e precisi. Beh, innanzitutto il possono, perché è quello l'articolo che ha creato i problemi. Qual è stata la prima interpretazione che qualcuno ha dato? Addirittura, secondo alcuni, qualcuno ha attribuito a me questa prima interpretazione, ma vi posso assicurare che non è così, non ho detto questo. Possono che cosa? Acquistare la personalità giuridica, giusto? Cioè vuol dire che l'ente del terzo settore la personalità giuridica la può avere e può anche non averla, mi pare evidente. All'inizio si è detto no, ma possono in realtà, sapete i giuristi no, come sono, si divertono a crearsi i problemi e dicono ma no, ma possono in realtà no, possono vuol dire che loro possono decidere, no? Possono decidere o seguono la procedura normale del 361 o seguono la procedura del 22, no? Quindi possono andare da una parte, hanno 2 strade, o fanno la procedura del 361 o fanno la procedura del 22. Questo vuol dire possono, cioè il possono è da riferirsi alla procedura. Non è che non mi convinceva molto questa idea. Poi per fortuna, ve lo dico tra un attimo, è intervenuto un comma nell'articolo 22, l'1 bis, che mi ha dato ragione. E perché? Perché il possono non è riferito alla procedura. Il possono è riferito all'acquisto della personalità. Cioè l'articolo 22 è molto più semplice di quanto sembri. Semplicemente vi sta dicendo che l'ente del terzo settore, se vuole, acquista la personalità giuridica e se vuole acquistarla lo fa in base a questo articolo 22 e se non vuole non la acquista. E che sia così, e cioè che l'ente del terzo settore possa o non possa avere la personalità giuridica, lo si evince chiaramente da tutto il codice, a cominciare dall'articolo 4 che vi elenca quali sono gli enti del terzo settore. E quali sono gli enti del terzo settore? Associazioni riconosciute o non riconosciute. Ma si evince anche dall'articolo 47, che vi dice chi va iscritto nel registro unico del terzo settore. E anche se voi ve lo leggete vedete che non c'è scritto da nessuna parte che per iscriversi nel registro unico del terzo settore serva avere la personalità giuridica. Quindi, ma sarò più chiaro tra un momento, quel possono, ecco, togliamo dalla nostra testa queste elucubrazioni contorte. Il possono è semplicemente riferito all'acquisto della personalità. Posso avere un ente del terzo settore che ce l'ha o che non ce l'ha. Se la vuole, c'è l'articolo 22, che nell'idea del legislatore è un articolo di favore, perché rende più semplice e più veloce l'acquisto della personalità giuridica. E siccome questo articolo è un articolo che disciplina una procedura diversa da quella del DPR, è in deroga. Questo vuol dire possono in deroga, possono acquisirla con una procedura diversa da quella del 361 e se lo fanno, ecco l'aggiunta del 2018, lo fanno ai sensi del presente articolo. E mi sono divertito neanche troppo a leggermi il parere del Consiglio di Stato sulla modifica del 2018 che ha aggiunto ai sensi del presente articolo. Ebbene, questa aggiunta ai sensi del presente articolo è stata fatta proprio per chiarire che quella
sintagma in deroga è riferito alla procedura, non all'acquisto della personalità giuridica, che rimane possibile ma anche non possibile per gli enti del terzo settore. Non ha fatto altro il codice che recepire quello che già sapete, e cioè che ormai per l'applicazione di una certa disciplina specifica l'avere o non l'avere la personalità giuridica è un elemento secondario. Cioè, lo sapete benissimo, tutta la normativa speciale, associazioni di promozione sociali, fondazioni e tutto quello che fino ad oggi il legislatore con le sue legislazioni speciali ha dettato, di fatto prescindeva dalla circostanza che l'ente avesse o non avesse la personalità giuridica, perché quelle normative speciali del 91, del 2000, tutte quelle che conoscete, si applicavano a prescindere dal fatto che la personalità ci fosse o non ci fosse. Ebbene, il 22, ancora una volta, il nostro bel codice non fa che recepire un dato che nella legislazione precedente era già consolidato, cioè la tendenziale irrilevanza per l'applicazione della disciplina, badate bene, dell'esistenza o meno della personalità giuridica. La disciplina si applica che tu ce l'abbia la personalità o che tu non ce l'abbia, non mi interessa. Ora, tolto ogni dubbio su questo, spero, su questo punto, e cioè che quel possono si riferisce all'acquisto e quella deroga si riferisce semplicemente alla procedura, è chiaro che l'articolo 22 poi dà tutta una disciplina specifica in cui, per sintetizzare e non annoiarvi troppo, il notaio è un po' il protagonista. Si è un po' replicato quello che succede con le società, è insomma il notaio che deve verificare le condizioni, l'esistenza dei prerequisiti del codice del terzo settore, deve in particolare verificare i requisiti patrimoniali, che voi sapete è un'altra novità che differenzia la procedura di riconoscimento dell'articolo 22 rispetto al DPR 361, perché, come vi ho detto, il legislatore si è reso conto che nel DPR c'era un punto, diciamo, claudicante, che era questo patrimonio adeguato. E qui ce l'ha detto che cos'è il patrimonio adeguato. L'ha chiarito, ha detto: guardate che per me il patrimonio adeguato è 15.000, 30.000, fine. Quindi un notevole passo avanti, non solo perché ha ridotto i requisiti che ormai nella pratica sappiamo sono richiesti per ottenere riconoscimento secondo la procedura normale del 361, ma soprattutto perché toglie ogni discrezionalità. Qui c'è poco da discutere. Peraltro vedete come questa adeguatezza patrimoniale richieda una relazione giurata. Altro aggravamento procedurale, preso di sana pianta, preso di peso dalla normativa societaria. È nella normativa societaria che mi serve la relazione giurata. Peraltro qui non ci dice neanche come deve essere fatta questa relazione giurata, ci dice che deve essere di un revisore legale o di una società di revisione, quindi pagare il revisore, pagare la società. Non ci dice come deve essere fatto, come ci si orienterà nella prassi. Ovviamente si prenderanno le regole, i principi di quello che fino ad oggi si è fatto per le società. C'è poco da discutere. Fino a che, se mai avremo qualcosa, qualche decreto, qualche regolamento che ci dirà qualcosa di diverso, fino a quel momento, se mai ci sarà questo regolamento, dovremo rifarci a quello che ci dice quello che si è consolidato in tema di relazione giurata delle società. Insomma, una procedura che, a parte questi punti particolari, è sicuramente semplificata, perché sappiamo benissimo che
qui non è che ci sono mesi da aspettare, quando si va dal notaio 1 o 2 giorni e l'atto si fa, insomma, voglio dire. Qui insomma la valutazione spetta al pubblico ufficiale, con la possibilità peraltro di rivolgersi all'ufficio unico se per caso il notaio non ritiene integrati i requisiti e quindi nega l'iscrizione, ma non vi annoio troppo. Interessante che se il registro unico del terzo settore non risponde, il provvedimento si intende negato, con una applicazione opposta a quella che trovate nell'articolo 47. Perché negata qui? Se l'ufficio sta zitto è negata, perché si presume che se il notaio ti ha già detto di no, probabilmente qualche base per dirti no c'era, quindi se io ufficio non ti dico espressamente di sì, anche per me è no. Mentre nell'articolo 47, è l'iscrizione nel registro unico del terzo settore, quella ordinaria, quella che non si porta dietro la personalità, e nel 47 invece la procedura è opposta, cioè se sta zitto la intendo accettata l'iscrizione, no? Qui capite anche la percezione diversa dell'iscrizione normale 47 e dell'iscrizione qualificata, quella del 22. E perché è più importante quella del 22? Perché ovviamente quando acquisto la personalità cambio il sistema di imputazione dell'atto giuridico, non imputo più ai membri, imputo a un nuovo ente, quindi occorre una valutazione diversa e quindi anche il silenzio ha un valore diverso. Ora, detto questo, qui permettetemi una digressione squisitamente notarile. Vedete, vi ho sottolineato alla fine, l'articolo vi dice che l'ufficio del registro unico nazionale del terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente. Ormai voi sapete che quando c'è il participio l'indicativo presente vuol dire deve iscrivere, iscrive l'ente, cioè deve iscrivere. Non ci sono spazi per valutazioni sostanziali. L'ha già fatto il notaio la valutazione, basta, discorso si chiude. Vi dicevo, permettetemi una digressione squisitamente notarile, il notaio che ha ricevuto l'atto, atto ricevuto, guardo sempre il notaio Doria qui davanti, cosa vuol dire atto ricevuto? Un atto pubblico? È una scrittura privata, autenticata? Cosa vuol dire atto ricevuto? Ora, non è nuovo l'espressione atto ricevuto. Mi sono divertito a cercarne un'altra, il 519 sulla rinuncia all'eredità parla di dichiarazione ricevuta. Ma ricevuto cosa vuol dire? Devo fare un atto pubblico o una scrittura privata autenticata? Voi direte, ma di cosa si sta parlando? Non capiamo. È un po' diverso. La scrittura privata ha dei formalismi diversi, delle procedure diverse, l'atto pubblico è più solenne, le procedure diverse, più particolari. Allora, atto ricevuto vuol dire che io potrei fare un'associazione, una fondazione, posso farla anche con una scrittura privata, che poi vado al notaio, me l'autentica, fine. Atto ricevuto è un termine tecnico. Qui sicuramente dobbiamo dire che il legislatore non è stato proprio molto, molto bravo, però forse non l'ha fatto in cattiva fede. Perché? Perché in fondo esiste ancora il codice civile, no? Per fortuna. Quindi non è che il codice del terzo settore e il codice civile me lo mette nel dimenticatoio. Se voi vi andate a leggere le norme del codice civile, sono quelle che ci dicono la forma che deve avere un atto
costitutivo di un'associazione o di una fondazione che vuole la personalità, e là ci dice che cosa? Che deve essere un atto pubblico. Oltretutto, se andate avanti nella lettura dei codici, del codice del terzo settore, vi troverete ad un certo punto che le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico, ma guarda un po', da atto pubblico, però le modifiche, però è chiaro che se la modifica deve risultare da un atto pubblico, anche l'atto modificato dovrà essere, no? Un atto pubblico, se no non ha senso imporre un formalismo per la modifica quando questo formalismo non ci sia per l'atto da modificare. Quindi diciamo che è stato un po', però ripeto, in buona fede, forse impreciso nell'usare atto ricevuto, ma noi che siamo, voi che siete bravi, capiamo che in realtà atto ricevuto non vuole dire nulla di più che descrivere che è il notaio che lo riceve, ma non ci dice niente sulla forma. Cioè non è un dato che ci permette di dire ma allora possiamo usare anche la scrittura privata autenticata. No, l'atto è sempre pubblico, perché ho le norme del codice civile e per poi comunque lo stesso codice mi dice che le modifiche le devo fare così. Quindi nulla di nuovo sotto il sole. Ora, sempre sull'iscrizione, perché di questo noi stiamo parlando, l'iscrizione nel registro unico del terzo settore, abbiamo visto, il 22 mi permette con l'iscrizione di acquisire la personalità giuridica, però lo sappiamo, esiste anche il 47, anzi direi che il 47 è il faro che dovete avere, insieme al 4, che vi dice che l'iscrizione è un requisito essenziale, formale, per acquisire la qualifica, insieme all'11 che vi dice che cos'è il registro e insieme al 47. E il 47 che cosa vi dice? Vi dice sostanzialmente la documentazione da presentare, a chi devo presentare questa richiesta. Fa salvo l'articolo 22 perché quella è una procedura ad hoc che è riservata al notaio, e poi anche qui vi dice verifico le condizioni di sussistenza per la costituzione dell'ente, nonché la sua iscrizione nella sezione richiesta. Cioè sostanzialmente vi dice guardate che l'iscrizione nel registro unico del terzo settore non richiede formalismi particolari fuori dall'ipotesi dell'articolo 22. A questo punto però vi devo chiedere una cosa, cioè come ci poniamo di fronte ad un ente che si vuole iscrivere nel registro unico del terzo settore? Cioè, quando voi come consulenti, come notai, come avvocati, avete dei clienti che vengono e vi dicono noi vogliamo fare un'associazione e vogliamo iscriverci nel registro unico del terzo settore, però sa, noi vogliamo andare dal notaio, ormai nessuno vuole più andare dal notaio, ma questi vogliono andare dal notaio perché ci fidiamo di più, quindi vogliamo che l'atto sia un atto redatto da un notaio. Bene, quindi il notaio si vede di fronte alla redazione di un atto pubblico, diciamo un atto pubblico perché al notaio piace fare gli atti pubblici, un atto pubblico di costituzione dell'associazione, di un'associazione. E al notaio dicono poi noi notaio ci deve iscrivere al registro unico del terzo settore. Domanda: registro in base all'articolo 22 o in base all'articolo 47? Cioè io ho un'associazione costituita con atto notarile che si deve iscrivere.
la iscrivo e le faccio acquisire la personalità giuridica? Cioè seguo la procedura del 22? Solo perché l'atto è notarile? O seguo la procedura del 47? Ma la procedura del 47 mi dice salvo quanto previsto. Cosa voglio dirvi? Voglio dirvi questo. Voi sapete che esiste nel nostro sistema un principio di libertà delle forme? Cioè, io, allorché la legge non mi dica quale forma devo usare per fare un determinato atto negoziale, posso utilizzare la forma che voglio. Se voi volete vendermi questa bottiglia d'acqua, voi potete venire qua e a voce me la vendete. Possiamo fare una carta scritta e ce la firmiamo, possiamo anche andare dal notaio per la vendita della bottiglietta. Libertà delle forme. Questo vuol dire, no? Abbiamo visto che se volete acquisire la personalità giuridica, la libertà delle forme non c'è, perché il codice civile, il codice terzo ci dice che dovete usare una forma specifica, dovete usare la forma dell'atto pubblico, ce lo dice. E per l'associazione, l'ente che non vuole acquisire la personalità giuridica, c'è un requisito formale da rispettare? No, nel codice non c'è, nel codice civile non c'è, anzi, per le associazioni, prendiamo quelle non riconosciute, la regola è la libertà. Un'associazione, quante ne avete fatte? A voce, un pezzo di carta scritta tra di voi, magari registrato, se volete metterci un timbro all'Agenzia delle Entrate, fine. L'associazione esiste. Principio di libertà, quindi vuol dire che nulla mi esclude che io possa fare un'associazione che non voglio acquisisca la personalità giuridica, però la voglia fare con atto notarile. Come no? Ma è più bravo, magari mi sa mettere delle clausole particolari, se le studia per bene, e insomma me lo fa il notaio l'atto di associazione non riconosciuta, in relazione alla quale io non voglio la personalità, però voglio che sia ente del terzo settore, quindi la devo registrare nel registro, no? Magari questa associazione, guarda caso, ha proprio 15.000 euro di patrimonio. Cioè, proprio il limite richiesto dall'articolo 22 per ottenere la personalità. Povero notaio, cosa deve fare? Si vede arrivare dei signori che gli chiedono un'associazione, che mettono come patrimonio minimo i 15.000 euro e che gli dicono iscrivimela al registro unico. Cosa faccio? Faccio anche acquisire la personalità giuridica? Voi cosa direste? Io dico no. No. Cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che l'acquisto della personalità giuridica, cioè la procedura tipica dell'articolo 22, dato atto del principio di libertà delle forme, nulla mi impedisce di fare con atto pubblico quello che la legge mi permette di fare anche in altra forma. Dato atto che nulla mi impedisce di dotare un ente di un patrimonio minimo, che può essere di 15, 30, quello che volete, e dato atto che l'articolo 47 permette l'iscrizione nel registro unico del terzo settore anche ad enti che non hanno la personalità giuridica, vi sto dicendo che l'acquisto della personalità giuridica va esplicitato nell'atto costitutivo. Cioè, quando si vuole, attraverso la procedura dell'articolo 22, far acquisire anche, oltre alla qualifica di ente del terzo settore, anche la personalità giuridica, è molto opportuno, direi di più, serve
esplicitarlo nell'atto, perché con l'acquisto della personalità giuridica io cambio il sistema di imputazione dell'atto negoziale, c'è l'ente, quindi non è una cosa proprio insignificante. L'esplicitazione quindi della volontà nell'atto, dove si dice sì, noi vogliamo l'iscrizione per acquisire la personalità, permette da una parte di esplicitare ovviamente la volontà, dall'altra permette di creare situazioni di ambiguità, anche se, ripeto, testualmente l'esplicitazione di questa volontà non è richiesta dalla norma, perché nell'articolo 22 non c'è scritto da nessuna parte che le parti devono dire che vogliono acquisire la personalità giuridica, però per come è fatto il codice, e cioè per la circostanza che nulla mi impedisce di fare con una forma specifica anche un atto che astrattamente non lo richiederebbe, e nulla mi impedisce di dotare un ente di un patrimonio minimo che guarda caso può essere quello richiesto per l'iscrizione con acquisto di personalità, io vi dico, in questo caso, dato atto di tutti questi presupposti, l'esplicitazione della volontà acquisitiva della personalità giuridica mi pare qualcosa che giocoforza è un po' dovuto. Quindi opportuno quando andate a redigere l'atto costitutivo, lo statuto, l'atto costitutivo, che questa circostanza venga esplicitata in modo chiaro e soprattutto venga esplicitata anche dall'ufficiale erogante, insomma, no? Che così un po' si mette al riparo da eventuali contestazioni potenziali delle parti, dice, ma dovevi farmela acquisire la personalità, ma non dovevi farmela acquisire, dimmelo, così abbiamo chiarito, no? E questo peraltro vuol anche dire, secondo me, che di fronte al silenzio di un atto costitutivo, anche se in astratto con tutti i requisiti dell'articolo 22, patrimonio minimo, eccetera, eccetera, io avrei più di qualche dubbio sul fatto che si debba fare un'iscrizione acquisitiva della personalità di fronte a un atto costitutivo silente, proprio perché l'acquisto della personalità mi cambia il sistema di imputazione dell'atto e quindi io la manifestazione espressa di volontà la voglio vedere, se no non ti iscrivo nel registro con la procedura del 22. Detto questo, vi avevo anticipato che qui andiamo veloci che sennò. Vi avevo anticipato che l'articolo 22 è stato integrato da un comma 1 bis. Questo comma 1 bis, e qui arriviamo proprio al punto della giornata forse più intricato. Il punto è questo, ve l'avevo detto prima, ma insomma questa procedura del 361 e questa procedura del 22, ma come si coordinano? Ma un ente del terzo settore che vuole la personalità può scegliere o l'una o l'altra, no? O vado di qua o vado di là, che problema c'è? È una norma di favore. Il comma 1 bis che cosa ci dice? Il comma 1 bis è una norma sostanzialmente di tipo transitorio, ma ce l'hanno messa qui. Che cosa vi dice? Prima di dirvi che cosa vi dice, vediamo in astratto che cosa può succedere. Cioè, di fronte a un ente del terzo settore, supponiamo che il terzo settore voglia acquisire la personalità giuridica, ora va dal notaio, faccio sempre questo esempio, no? Così ci capiamo meglio, va dal notaio, il notaio dice
no, qua non ci sono i requisiti, io non ti iscrivo nel RUNTS, Registro Unico Nazionale Terzo Settore, non ti iscrivo. Allora che cosa può fare? Che cosa fareste voi? Beh, o rinunciate a diventare enti del terzo settore, giusto? Oppure dite, beh, insomma, questo notaio rompiscatole e io allora sappi cosa c'è, non mi interessa più la personalità giuridica, mi iscrivo lo stesso, provo a iscrivermi lo stesso al registro unico del terzo settore, no? E poi però potreste anche dire, ma sai cosa c'è? Ma c'è ancora il DPR 361 2000, proviamo là, che allora ho a che fare col prefetto, no? Con la regione, non ho a che fare col notaio. E magari là mi danno ascolto, mi fanno acquisire la personalità. Questo in astratto può succedere, no? E come discipliniamo allora questa circostanza? Beh, partiamo dalle ipotesi più semplici. L'ipotesi più semplice, io rinuncio all'acquisto della personalità giuridica, abbandono la procedura del 22 e dico non importa, anche se non sono un ente riconosciuto, comunque voglio provare a diventare ente del terzo settore, benissimo, c'è l'articolo 47, procedura normale, vado dall'ufficio, porto tutte le carte, vediamo se mi iscrivono al registro unico del terzo settore. E quindi la conseguenza è che si potrebbe acquisire la qualifica di ente del terzo settore senza però la personalità giuridica, e qui mi pare che ci siano pochi dubbi su questa possibilità, no? A prescindere dal fatto che questa scelta sia scaturita da un diniego relativo a una procedura di cui è l'articolo 22 che non è andata a buon fine perché il notaio è stato troppo pignolo, insomma non mi ha passato la pratica. Seconda ipotesi, che è quella più problematica, che mi riservo di discutere tra un attimo, cioè quella di dire ma sai cosa c'è? Il 22 non mi è andato a buon fine, il notaio rompeva troppo le scatole, andiamo con la procedura normale, 361-2000, ci metteremo un po' di più, avremo un po' più di burocrazia, però proviamo. Terza ipotesi è che ovviamente i fondatori, insomma gli associati decidano di abbandonare la strada del codice e rimangano come normali enti non riconosciuti e disciplinati dal codice civile. Anche questa mi pare molto semplice. Il problema sono le altre due sostanzialmente. Allora, sulle altre due, mi sto un po' avviando alla conclusione, che cosa dobbiamo dire prima di leggerci il comma 1 bis? Beh, dobbiamo partire da un dato di fatto incontrovertibile, cioè che la procedura del DPR 361-2000 per l'acquisto della personalità giuridica rimane vigente, non è stata abrogata, rimane, no? Direi di più, non solo rimane vigente, ma rimane la procedura ordinaria, direi la procedura generale con cui si acquisisce la personalità giuridica. Tanto è vero che la stessa dizione dell'articolo 22, ve lo ricordate, che cosa ci dice? Ci dice in deroga a cosa? In deroga a una procedura generale, che resta generale. E allora, che cosa ci ha detto il comma 1 bis dell'articolo 22? Ci ha detto sostanzialmente questo. Per le associazioni e le fondazioni del terzo settore già in possesso della personalità giuridica, ottenuta ai sensi del DPR 361, che ottengono
l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, bla bla bla, l'efficacia dell'iscrizione ai sensi del DPR 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore. Nel periodo di sospensione non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione, però non si applicano le disposizioni del DPR 361/2000. Di tutte queste situazioni, di tutto questo passaggio, ultimo periodo, gli uffici si danno comunicazioni reciproche dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, nonché dell'eventuale successiva cancellazione e data comunicazione all'uno e all'altro registro. Cosa vuole dire tutta questa regola? Questo articolo sostanzialmente ha positivizzato quello che potrà succedere nel periodo prossimo futuro in cui ci troviamo di fronte a enti già esistenti e con personalità giuridica, giusto? Perché il codice del 2017, quindi tutto quello che c'è stato prima, dove lo buttiamo? Nel cestino? No, dobbiamo fare i conti. Dobbiamo cioè fare i conti con questi enti che hanno già la personalità giuridica e che vogliono anche diventare enti del terzo settore, ovviamente sul presupposto che i requisiti del codice sussistano. Bene, questo articolo ci dice la personalità che hai già ottenuto, caro il mio ente, non la perdi mica, te la puoi tenere. Iscrivendoti nel registro unico sarai anche ente del terzo settore. Però, siccome a me non piace che ci siano due discipline da applicare che confliggano tra di loro, io ti sospendo momentaneamente la disciplina del 361, ferma la personalità, e ti applico quella del codice del terzo settore. Che cosa vuol dire? Vuol dire che al legislatore non piace il conflitto di discipline, non piace la sovrapposizione di discipline. Però questo comma disciplina una sola ipotesi, quella di un ente che ha già la personalità, che vuole diventare anche ente del terzo settore. Ma siamo sicuri che sia l'unica ipotesi che si può concretizzare nella pratica? Direi proprio di no, perché l'ipotesi della migrazione dell'ente personificato all'ente nel codice del terzo settore è solo una delle, trovate 4 possibili fattispecie. E quali sono le altre possibili ipotesi che nella pratica si potrebbero verificare? La prima, un ente che è personificato in base al DPR 361, che diventa ente del terzo settore e che poi perde i requisiti di ente del terzo settore. Che fine fa? Perde anche la personalità? Terza ipotesi, un ente che ha acquisito la personalità, ma l'ha acquisita con la procedura dell'articolo 22 e poi viene cancellato dal codice del terzo settore. Perde solo la qualifica di codice del terzo settore o perde anche la personalità giuridica? E poi l'ultima, che credo quando la legge sarà a regime tra un po' di anni sarà l'ipotesi più frequente, e cioè quella dell'ente terzo settore, ente del terzo settore, che da ente non riconosciuto, senza personalità,
vuole acquisire la personalità, restando dentro il perimetro applicativo del codice. È chiaro che questa, quando l'ente sarà a regime, sarà l'ipotesi più frequente. Sono già ente del terzo settore, però voglio cambiare, non voglio più la personalità, voglio la personalità, la voglio, non la voglio. E allora? Beh, la prima ipotesi è regolata, ve lo dice il codice. Ente che ha già la personalità, che vuole acquisire la qualifica, cosa succede? Ce lo dice. E perché ce l'ha detto? Forse perché l'ipotesi più spiccia, quella che nella pratica in questo momento è più impellente, no? Quindi sappiamo, ormai a volte il legislatore nostro le leggi le scrive sulle esigenze del momento più che per principi generali. E qui l'ha scritta per l'esigenza del momento di avere enti che hanno già la personalità e che vogliono diventare anche del codice, entrare anche nella disciplina del codice del terzo settore. E allora ci ha detto, la personalità non la perdi, caro mio, ma le norme sul DPR sono sospese. Se è così, abbiamo già risposto alle altre due fattispecie, cioè alla fattispecie dell'ente che aveva la personalità ai sensi del 361, che è diventato ente del terzo settore e che poi viene cancellato dal codice. Ecco, la signora qui davanti è promossa a pieni voti perché mi ha già risposto. Ha detto, se viene meno l'iscrizione nel registro unico del terzo settore, la personalità non è che casca, perché io l'ho acquisita non in base alla procedura del codice del terzo settore, ma in base al DPR 361. Quindi la cancellazione dal registro unico del terzo settore nulla mi sta dicendo sulla personalità giuridica, che era stata acquisita in base alla normativa del DPR 361. Quindi se io sono cancellato, ma la personalità l'avevo acquisita in base al 361-2000, la personalità non la perdo. A dire il vero qualche problema c'è, nel senso che i requisiti patrimoniali, voglio dire, se io sono persona giuridica ai sensi del DPR perché la normativa regionale vuole che io abbia un patrimonio di 100.000, poi divento ente del terzo settore, la normativa del 361 è sospesa, applico la normativa del CTS, bene, 30.000 è quello che mi richiede il CTS, da 100.000 scendo a 30.000, vengo cancellato dal CTS, ritorno a fondazione dove coi 30.000, quando la normativa regionale mi chiede i 100.000, è un problema. Qualcuno dice che bisognerà integrare, sì, ma la procedura com'è? Riacquisisco automaticamente la personalità, che peraltro non ho mai persa, ma sono automaticamente soggetto alla disciplina 361, sono in un momento di sospensione, devo aspettare? Beh, io penso che qui, uscito dal CTS automaticamente per evitare vuoti di disciplina, ricado nel 361. Ci sarà poi un problema eventualmente di riverificare se le condizioni del DPR 361 ancora sussistono, una volta che viene meno la sospensione di disciplina, tanto per dire. Se è così mi avete già risposto anche alla terza ipotesi, cioè l'ente che ha acquisito la personalità ai sensi del 22 e poi viene cancellato dal registro, perché è chiaro che se la personalità e la qualifica di ente l'ho acquisita in base alla procedura del 22 e poi vado fuori dalla disciplina del codice del terzo settore, perdo tutto, perché la cancellazione dal registro unico fa cadere tutti i presupposti legislativi in forza dei quali avevo acquisito anche la personalità giuridica, resta l'ultima ipotesi, quella su cui possiamo accapigliarci, cioè quella in cui abbiamo l'ente del terzo settore
che vuole acquisire la personalità giuridica. Cioè ho l'ente che è già del terzo settore e che a un certo momento viene da voi e vi dice: voglio acquisire la personalità giuridica. Cosa facciamo? La procedura del 22 o possiamo anche utilizzare il DPR 361 del 2000? Questo è un punto problematico. Io la penso così. Penso che il comma 1 bis, a prescindere dalla disciplina specifica, contingente del comma 1 bis, ci stia dicendo una cosa, e cioè questo. Io, legislatore, non voglio che vi sia una sovrapposizione di discipline. Cioè, non voglio che ci siano degli enti che si trovino nella situazione in cui c'è il dubbio, c'è il rischio di applicazione delle due normative, quella del codice del terzo settore e quella del DPR 361. Questo è quello che emerge dall'articolo 1 dal comma 1 bis. Voi mi direte, ma in realtà qui ha disciplinato solo l'ipotesi dell'ente che ha già la personalità e che vuole diventare ente del terzo settore, non mi ha disciplinato l'ipotesi dell'ente che è già del terzo settore che vuole acquisire la personalità. Quindi non possiamo applicare questa regola anche a questa altra ipotesi. E io vi rispondo, è vero che ha disciplinato solo questa specifica ipotesi, ma l'ha fatto proprio perché questo è quello che adesso ci troviamo di fronte, questo ci troviamo adesso a dover regolare, cioè l'ente che ha già la personalità che vuole diventare ente del terzo settore. Quindi è una norma contingente, ma che a mio parere esprime un principio generale, e che sia così, e cioè che ci sia l'idea che non ci deve essere il conflitto, la sovrapposizione delle due normative, lo troviamo anche in un altro articolo, il 42 bis del Codice Civile, che non è stato introdotto con le aggiunte del 2018, c'era già. E qui che cosa ci dice questo articolo? Ci dice, guardate, che gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni, alle scissioni, problema amplissimo, ve ne parlerà il professor Speranzini, dice, per i quali il libro quinto prevede l'iscrizione nel registro delle imprese, sono iscritti nel registro delle persone giuridiche, ovvero congiunzione disgiuntiva, o l'uno o l'altro. Che cosa vuol dire? Vuol dire che anche qui c'è l'idea che l'iscrizione o ce l'ho da una parte o ce l'ho dall'altra. E quindi per tirare le fila, se io ho un ente che è già ente del terzo settore e voglio fargli acquisire la personalità giuridica, potrò utilizzare la procedura ordinaria che resta vigente del DPR 361/2000? Secondo me no. Bisognerà rivolgersi alla procedura specifica dell'articolo 22. Se dicessimo il contrario, cosa succederebbe? Succederebbe che si avrebbe un ente del terzo settore che acquisisce la personalità giuridica ai sensi del DPR 361 e un secondo dopo la disciplina del 361 verrebbe sospesa, perché l'articolo 1 bis, comma 1 bis, che cosa ci dice? Che non possono coesistere. Ecco, io quindi penso, per chiudere il discorso, che questa procedura dell'articolo 22, che fa restare in piedi ovviamente il sistema di riconoscimento ordinario del
DPR 361, sia però una procedura che per gli enti del terzo settore che vogliono diventare enti del terzo settore o che lo sono già e vogliono acquisire la personalità giuridica sia una procedura dovuta. Insomma, che cosa possiamo dire di questo codice, del terzo settore? È un po' un dono, no? Che ci ha fatto il nostro legislatore. Allora noi, come i bambini che ricevono il dono dalla mamma, dalla nonna, dobbiamo dire grazie, però come tutti i bambini siamo anche un po' sorpresi da questo dono, perché lo capiamo ma non proprio ancora del tutto. E grazie. E adesso, se volete farmi qualche domanda, poche però, perché sono esaurito. Allora, io avevo una domanda proprio sul codice del terzo settore. Cosa ne pensa rispetto all'articolo 2 della Costituzione e nel rapporto al codice del terzo settore? Non viene snaturata un po' l'identità che viene menzionata nella Costituzione? L'articolo 2 non me lo ricordo a memoria, e se lei me lo ricorda. La prima parte dice che tutela i diritti dell'uomo anche nelle forme associative e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. E posso chiederle dove vedrebbe questa politica economica e sociale per l'esclusione, dice, dei partiti politici, sì, in parte anche quello, ma soprattutto per il fatto che, come ha detto prima lei, molte di quello che lei ha trovato nel codice commerciale, si ritrova in questo. Il problema, sì, la signora giustamente dice, ma insomma, questo codice forse è un po' troppo pesante per noi, no? Dove sta l'adempimento dell'articolo 2 della Costituzione? Il problema è il solito, sarò molto brutale. Ai vantaggi fiscali si accompagnano più controlli, c'è poco da discutere e questo è un po' la chiave, secondo me, del discorso. Questo codice è stato scritto a 4 mani, 2 erano quelli dell'Agenzia delle Entrate, credo, e questo credo giustifichi un po' il discorso. E poi sulle implicazioni più generali dell'articolo 2 non mi sento di dire molto, perché allora le impugnazioni di incostituzionalità credo si facciano ormai un po' per tutto, ma io su questo non saprei, diciamo, cosa rispondere, però è un po' quello che vi ho detto all'inizio, nel senso che c'è la percezione nel mondo operativo vostro, insomma, almeno di molti di quelli che sono qui oggi, che ci siano delle cose che non funzionano, però per fortuna, ripeto, abbiamo ancora il codice civile. Il problema è che ormai però tutta la normativa fiscale di favore verrà assorbita dal codice del terzo settore. Mi viene in mente soprattutto il discorso sulle onlus, sostanzialmente. Di fatto io vi posso dire che nella pratica vi posso già visto che l'istituto in cui ci si rifugierà, che è l'istituto, prego? Sì, altri enti, ma soprattutto c'è un istituto che sta cominciando a avere, perché cominciate giustamente a farvi i vostri conti, l'istituto che
dà il massimo risultato col minore sforzo è la cooperativa sociale. È quella che sostanzialmente vi lascia le mani più libere, vi permette di acquisire la personalità e anche dal punto di vista contabile lascia degli spazi che gli altri enti del terzo settore, perché sapete che la cooperativa sociale è per diritto impresa sociale e quindi ente del terzo settore, non lasciano. Questo un po' credo. Poi mi rendo conto delle osservazioni, diciamo, più generali. Alcune cose che non sono chiare. Benissimo il registro unico dell'associazione del terzo settore, dove però dal punto di vista cassa e palco è la personalità giuridica. Il diritto di personalità giuridica sono sempre 15.000 euro, dove vanno a finire poi questi 15.000? Scusi. È un po' un controsenso perché è come su un atto giuridico, se non c'è una marca da bollo perde valore, è una marca da bollo. 15.000 euro, faccio l'ipotesi, sono un ente che esiste e avrà dei sbagli. 15.000 euro li vado a comprare 2 o 3 veicoli che trasportano queste persone, non perdo tempo andare a acquisire personalità giuridica. 15.000 euro sono quelli che danno la terza parola di qualsiasi altra disquisizione sulla personalità giuridica, perché alla fine, per quanto si discuta, hai 15.000 euro. Cui prodest? Il problema è sempre il solito, cioè con il capitale minimo, usiamo questa espressione societaria, io devo garantire i creditori. La contropartita della personalità giuridica che determina una irresponsabilità degli associati è che ci sia una garanzia minimale per i creditori, il concessionario che le ha venduto le auto, eccetera, eccetera. Quindi deve esserci. Stiamo parlando di associazioni che hanno uno scopo di lucro, per cui. Sì, le associazioni che non hanno scopo di lucro, però non è detto che non possano essere debitori di qualcuno. Sì, questa è una valutazione pratica che ovviamente prescinde, credo pochissime. Le fondazioni è un altro discorso, ma le associazioni assolutamente. E per questo voi mi confermate, voi che siete il terzo settore, mi state confermando che fino a che rimane così, forse gran parte di voi se ne resta nel buon codice civile, Certo, ovviamente rimane aperta quella strada, ma allora lì grande attenzione gestionale. O almeno, prima di diventare associati, trasferite alle mogli o ai mariti quello che avete, no? Anche questo appunto come associazioni di protezione sociale. Anche le associazioni obbligatorie. Sono tutte la serie Più di qualche controsenso. Sì, grazie per questo. Mi riferisco alla personalità giuridica che l'avevo già fatto prima. Non è che l'efficacia dell'iscrizione è sospesa solo per quanto riguarda gli obblighi delle associazioni che hanno già la personalità giuridica, perché quando io chiedo, o noi abbiamo chiesto la personalità giuridica, la Regione ce l'ha concessa. Una delle cose che ci hanno fatto inserire nello statuto che abbiamo dovuto cambiare, quindi il notario che dice uno lo fa, non va dal notario, non è vero, il notario dice sempre. Per fortuna. Per fortuna, mi dispiace per noi per fortuna, è stato inserito nello statuto il capitale sociale. Quindi nel nostro statuto noi abbiamo da montare il capitale sociale per avere la personalità giuridica. Per cui secondo me, anche se noi saremo iscritti al registro unico, lo statuto non viene cambiato.
No, allora, se ho capito... Il capitale sociale resta quello, se io lo cambio, automaticamente la regione mi dice no. Ok, adesso credo di aver capito bene la domanda, sì. Voi notai padovani avete pensato di fare una piccola associazione per fare degli statuti che possano andare bene eventualmente per le associazioni, per potersi iscrivere al registro unico a un prezzo full? Allora, parto dall'ultima domanda. A quanto mi costa? No, io però non sono nel consiglio distrettuale, mentre mi pare ci sia il notaio Doria qui presente, forse vuole rispondere lui al posto mio, e dopo lo placcate mentre esce. Per venire alla prima domanda, che invece è quella più tecnica, mi pare che la signora dica: guardate che quando noi chiediamo l'iscrizione alla prefettura, alla regione, scriviamo nello statuto, nell'atto costitutivo, di quant'è il capitale, quindi quel discorso che se poi usciamo dall'ente come enti del terzo settore e ritorniamo nel DPR 361, il pericolo che il capitale sia diminuito o che comunque ci debba essere una rivalutazione, in realtà è un falso problema. Attenzione però, le procedure di deposito dei bilanci, di tenuta della contabilità del CTS è diversa rispetto a quella del DPR 361. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che è vero che il dato formale di quello che sta scritto nell'atto costitutivo può restare invariato, ma questo non significa che il patrimonio, il capitale, tra virgolette, sia davvero rimasto quello che ho scritto formalmente nello statuto, proprio perché io non ho una procedura. Prego? Potrebbe anche essere, cioè io comunque di fatto il capitale l'ho diminuito per la gestione che ho avuto e che ho tenuto come CTS, però lì ho i controlli, devo depositare i bilanci, le scritture contabili, eccetera, eccetera, mentre nel 361 no, queste cose non le ho. Quindi sì, il dato formale c'è, ma secondo me non risolve il problema, cioè comunque potrei avere nella sostanza un capitale, chiamiamolo sempre capitale, che è diminuito rispetto alla base minimale che la regione, la prefettura richiede. Però visto che comunicano fra di loro... Quello è un altro discorso. La comunicazione tra i due registri bisognerà vedere come verrà attuata. Certo è prevista dall'articolo 47, lo dice chiaramente, quindi. E non solo il 47, a dire il vero, ci sono anche altri articoli verso la fine, addirittura comunicano anche con l'Agenzia delle Entrate, quindi c'è una comunicazione molteplice, diciamo, tra le... Esatto, per controllare. Perdoni, all'articolo 5 parliamo di attività in via principale o esclusiva. Il principale lì, come possiamo identificarlo meglio? Allora, dal punto di vista tecnico, le dico, lo sapremo quando il legislatore ci avrà detto quali sono le attività secondarie, perché a contraris ovviamente le altre saranno attività principali. E quindi non c'è al momento, non c'è un dato. Io credo... Perché se possiamo dire sì, va bene, andiamo a fare riferimento alle entrate, ok, abbiamo un dato preciso, quali sono le entrate, però alla fine torneremo sempre ai criteri del diritto societario, cioè all'idea che si è formata e consolidata lì su cosa si intende per attività principale, e quindi alla fine è quello che diceva, di fatto è l'attività di tipo numerico, di bilancio, quello è un po' il dato. Questo non è il assolutamente, perché le altre non sono quantificabili.
Vedremo il decreto quando arriverà, forse tra qualche mese, penso. Professore, una domanda sull'articolo 22, non il 22 bis. Nella lettura data, che mi pare di capire che allora le associazioni e le fondazioni possono decidere di acquistare o meno la personalità giuridica. Nel caso che le fondazioni possono decidere di non acquistare la personalità giuridica. Su questo, no, qui c'è, diciamo, il legislatore ha detto troppo con questa formulazione. Le fondazioni devono avere la personalità. Era un dubbio. Quello che ci dice il codice del terzo settore va sempre coordinato con il codice civile. Oltretutto le dico di più, se lei va a leggere altre disposizioni del codice, lei trova sempre l'endiadi associazione e associazione non riconosciuta. Non trova mai fondazione riconosciuta o non riconosciuta, solo Non su questo articolo, però. allora, il discorso della fondazione non riconosciuta risale, per chi lo conosce, a Galgano, un po' di anni fa. Quindi è una cosa di cui si è sempre discusso se esistano le fondazioni non riconosciute, però si è sempre detto sostanzialmente no. Nel codice del terzo settore io non trovo appigli per dare un'interpretazione diversa, anzi non dal 22 ma da altri articoli, da altre disposizioni mi sembra che sia tutto confermato, cioè che solo le associazioni possono essere riconosciute o non riconosciute e anche i comitati, a dirla tutta, ma le fondazioni no. Grazie.